Niente di strano se te ne vai. Non mi stupisce quello che fai. Niente di strano se resto qui senza far niente, tanto è così. Sei come un cigno che allarga le ali. Sei nata libera, devi volare e chiudere a chiave la tua libertà. Sarebbe solo un'assurdità. È così bello vederti felice e di rubarti il sorriso non sono capace. È nascosto dai rami ma lo senti cantare. Se ti vede finita allora fuggirà. Lui non riesce a capire che non vuoi fargli male. Lui capisce soltanto la sua libertà. Niente di strano se te ne vai. Non mi stupisce quello che fai. Devi sentirlo tu dentro di te. Quando è il momento di stare con me. E fino a quel giorno ti devo aspettare. Sei nata libera, puoi ritornare. È nascosto dai rami ma lo senti cantare. Se ti vede finita allora fuggirà. Lui non riesce a capire che non vuoi fargli male. Lui capisce soltanto la sua libertà. È nascosto dai rami ma lo senti cantare. Se ti vede finita allora fuggirà. Lui non riesce a capire che non vuoi fargli male. Lui capisce soltanto la sua libertà. Immagini bellissime, tenerissime, immagini che dovrebbero far riflettere quanto bella è la natura e quanto dovremmo rispettarla. E invece purtroppo nel 2024 assistiamo allo scempio della natura e questi animali meravigliosi che abbiamo ancora la fortuna di vedere, non si sa per quanto, perché qua ci sono punti domanda dappertutto, però io penso che questi bambini che cresceranno, queste giovani, hanno diritto di vedere anche questi animali. Molti non li vedranno più, abbiamo avuto la fortuna di vederli noi e loro no. Ma dobbiamo essere proprio fortunati a rispettare e vedere quello che la natura di meraviglioso ci fa vedere tutti i giorni, oppure c'è qualcuno che dovrebbe controllare e capire che forse il rispetto della natura vuol dire il rispetto dell'universo. Ne parleremo questa mattina con Elisa Caberlotto. È una giovane pasticcera, perciò parleremo anche di dolci, di lavoro e parleremo soprattutto di giovani. Ecco, cosa
vedono i giovani in questo momento nel loro futuro, se sono percorsi difficili, ecco, aprire un'attività nel 2024, la burocrazia, i costi, le materie prime. Allora Elisa, intanto cosa ne pensi di questo bellissimo video che abbiamo appena visto? Perché è giusto anche capire se sei vicina all'ambiente, se ti piacciono gli animali, il rispetto della natura, così conosciamo anche Elisa Caberlotto. Buongiorno, io sono molto sensibile rispetto al tema natura, è importante salvaguardare anche le specie in via di estinzione, comunque avere rispetto per l'ambiente, anche perché lo lasceremo ai nostri figli e ai nostri nipoti ed è giusto che lo ricevano in buone, almeno decenti condizioni, insomma. E diciamo che non stiamo andando proprio, cioè stiamo cercando di salvaguardare, però magari si potrebbe fare anche di più, impegnarsi nel nostro piccolo tutti quanti sempre un po' di più per ottenere... Molto importante. Certo, sì. Senti Elisa, e come lavora allora la decisione di aprire un'attività, di metterti in proprio, di fare il lavoro che ti piace, la pasticcera, allora come è nato e cosa vuol dire fare la pasticcera nel 2024, un anno molto difficile, ma anche il 2023, il 2022, resistere a quando arrivano certe mazzate nel vero senso della parola e dice adesso cosa faccio? Prego Elisa. Allora, la mia passione è nata durante il liceo, dopo ho fatto vari corsi e ho lavorato in varie pasticcerie e panifici per fare esperienze, insomma, per poter riuscire ad aprire una mia attività che sicuramente è stato abbastanza impegnativo a livello burocratico più che nella pratica, perché nella pratica insomma è stato entusiasmante, perché avere un'attività propria... Bella questa definizione, entusiasmante, ha detto Elisa, pensate quanto mi piace il suo lavoro. Sì, diciamo che dà molta soddisfazione vedere, è un po' come, non so, un figlio, se si può fare questo paragone, insomma non è proprio esatto, però cioè, è stato molto bello veder crescere un'attività dal niente, e anche solo la scelta dei macchinari, la scelta di come gestire gli spazi, che comunque poi è stata una continua evoluzione, perché insomma solamente lavorando poi si capisce bene come la gestione dell'attività. E sicuramente quando arriva la bolletta a fine mese si sente, diciamo, e anche gli affitti non sono bassi, insomma. Non si scherza. Però diciamo che in qualche modo si va avanti, bisogna sicuramente rimboccarsi le maniche e lavorare molto. Allora Elisa, un'altra cosa importante da capire, perché da soli non si va da nessuna parte, sono convinta, hai bisogno di aiuto, però un dipendente costa, sono dei costi importanti. Tu come vedi la situazione e cosa vorresti dalla politica, ecco, che aiutasse questi giovani, queste imprese, perché qui si passa sempre il cerino, ma il comune, la provincia, la regione, no, alla fine ci vogliono delle leggi che vi permettano anche di sopravvivere e di avere anche voi un risultato dignitoso, certo. Perché va bene, ecco, cosa costa un dipendente, ecco, tu come fai, prego? Allora, io per ora non ho dipendenti, ho i miei genitori che mi hanno aiutata fortunatamente, perché probabilmente da sola non ce l'avrei fatta, nel senso avrei dovuto aspettare un po' e riuscire a mettere da parte un gruzzoletto un po' più alto per aprire. E questa è una parte, ma poi nel lavoro? Poi per assumere un dipendente costa molto, se lo si vuole assumere nella maniera corretta, esatto, facendo un contratto corretto che corrisponde alle mansioni che poi effettivamente farà, come nel mio caso, essendo un laboratorio con un negozio piccolo, un dipendente farebbe più o meno quasi tutto, insomma, dal servizio al cliente, magari anche al laboratorio, alla produzione. E sicuramente sarebbe molto bello se il costo del lavoro, cioè dell'assunzione, fosse più magari uno stipendio più alto magari per il dipendente e meno pagamento di tasse extra. Avete capito cosa ha detto Elisa? Più soldi al dipendente, però sgraviamo questi titolari, ecco, esatto. queste persone che hanno deciso di investire in attività giovani e da sole, di lasciarli anche vivere, sì, o sopravvivere, certo. Perché sennò se pago il dipendente il mio lavoro, ecco, non è che rimanga tanto, esatto, per me, sì. No, e non è corretto. Sentiamo cosa ne pensa il nostro Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo!
Aspetta che adesso Rinaldo Rinaldo! Rinaldo! Ciao Mirella e buongiorno alla tua ospite. Sì, ma Rinaldo, guarda che contestiamo, te vai essere presente, non dovevi Ciao Mirella. Pronto Mirella? Sì, pronto, sono qua presente. Ciao Mirella e buongiorno alla tua ospite. Innanzitutto era un cognome famoso per la pasticceria, perché Caberlotto è qua a Mestre è una delle botteghe più importanti per i dolciumi, per i Non c'entra niente, ha detto, non c'entra niente, e dopo Rinaldo, non c'entra niente. Con la determinazione che avrà, con il spirito che avrà, non sta aver paura di niente, perché ti sei già disposta dentro di te a superare tutto, va bene? Senz'altro ti porti avanti le tue idee perché ti sei brava, ti la voglia di far bene, va bene? E ti dai determinazione, non ti manca altro, ti sarà anche qualche bastonata, ma ti la superi e fai in culo, perché ti sei brava. Dopo lo Stato, ai fiori come voi altri, che ha la vostra età, allora devi stanziare, non so, 20.000 euro minimo a fondo perduto, va bene? Perché andate avanti con la vostra protezione. No, non è da ridere, è giusto. Ma la Venezia, 20 anni fa, 30, per chi che comprava casa a Venezia, una coppia di veneziani che si sposava, gli dava 100 milioni a fondo perduto e 50 a Mestre. E così tanti deve stare a Venezia. Ma perché il vostro lavoro cresce? Bisogna che vi aiuta e basta. E dopo il tasso, intanto comincia a voi altri che sia all'inizio pagargliene poche. E questo si aiuta la gente. Se no le botteghe di tutte serate diventano garaggi. È l'importanza di avere dei fiori come gli altri, pronti al sacrificio, alla fatica, perché lavoravamo in pasticceria nel 1960 da Viel a Venezia, al Mercanton. E aveva 30 fiori che avevamo qui casseotti in testa a portare pasta per le pasticcerie. Ma deve diventare a creare un impero. E se quello che ha fatto i viellini, che adesso iniziamo i punchecche, i viellini. E diventa una bella, poi un pasticcere, già a scuola, già la manualità, pensa alle robe, le deve già fatte là in testa, e poi le ha già fatte. Senz'altro per tanta fatica, perché solo che ne tale paese, se no di anni suni che ti danno a mano, ti va a trovare mezzanotte. Però corri per la strada perché senz'altro ti farà un futuro che io ho già fatto. Il fatto solo che è ben messo in atto sta roba, sapendo cose che ti va incontro, ti sei brava e senz'altro ti avrà un risultato. Per farsi i migliori auguri, va bene, può leggere mia figlia, te l'auguro del più. Va avanti per la strada, non serve da nessuno, anche se ti trovi in toppi, va dritta, che senz'altro ti sbusi. Tanti auguri per tu a venire e niente, va bene. Niente, cara Mirella, domani non so se so, perché vado in grappa, vado proprio in mare d'amore. Poi là, bene, bene. Pensa che ho fatto 20 kg di peoci e dei gambaroni per fare pasta asciutta perché sono in 80. Bello, bello, bellissimo. Ti saluto e auguri alla tua ospite. Grazie caro Rinaldo. Allora, come commentiamo? Elisa Caberlotto, abbiamo detto a Rinaldo che non c'entra niente il tuo cognome con quello che ha detto lui, ma soprattutto ecco, fa piacere, penso, ecco, capire che le persone sono vicine ai giovani, le incitano ad andare avanti. Quanto importante è sentire che non si è soli, la famiglia, gli amici, per uno che apre un'attività con una passione di un certo lavoro? Beh, penso sia fondamentale proprio la vicinanza, anche io noto con i clienti che magari preferiscono a volte venire da me magari piuttosto di andare in qualche pasticceria più grossa per aiutare, perché sono giovane, quindi per volermi aiutare a crescere, e lo apprezzo molto perché essere da soli, iniziare un'attività, affacciarsi a questo mondo comunque da inesperti, perché insomma si fa esperienza man mano che si va avanti, succedono cose sempre più diverse e quindi si impara crescendo. Cioè alla base sentire il supporto, anche perché tante volte nei momenti magari di sconforto, quando si pensa magari che non ce la si fa o magari si fa qualche errore, qualcosa va male,
avere sempre qualcuno che magari ti dà una pacca sulla spalla e ti dice di andare avanti. Tipo Rinaldo, va avanti, esatto, ti fa... Senti Elisa, cos'è che si mangia in questo periodo come dolci, nel periodo estivo, e soprattutto c'è una moda anche nei dolci? Ad esempio adesso i clienti cosa richiedono, Elisa? Beh, allora, da me che richiedono molto le mousse, le bavaresi semifreddi, perché essendo un periodo molto caldo d'estate la gente preferisce comunque cose più fresche come torte. Io purtroppo non faccio il gelato, però anche in questo periodo il gelato è proprio perché mi piacerebbe, però servono macchinari e vetrine a parte che io non ho al momento sì. Dai, magari in un futuro sì. E adesso c'è la moda magari ad agosto, metà agosto, che tanti ripropongono il panettone. Ma dai? Sì. Ad agosto mangiamo il panettone come dicevi? C'è chi lo ripropone. Allora non va magari tantissimo come a Natale ovviamente, però insomma c'è... Stanno cercando forse di farlo diventare un dolce tutto l'anno, come è successo con la pinza, la famosa pinza. Abbiamo dei dolci che una volta trovavi solo per l'Epifania, e invece li trovi tutto l'anno. Questa è la strada forse anche del panettone, potrebbe essere, non sarebbe comunque una brutta strada, perché no, non mangiarlo sempre il panettone. Anche perché è un buon dolce, o il pandoro anche. Sono dolci buoni che non vedo perché si devono mangiare solo. Un'altra cosa che volevo chiederti, però per fare un buon dolce ci vogliono anche delle buone materie prime, e là aumenta il prezzo, e quei pochi soldi che girano per le tasche, almeno quello che io vedo della maggioranza delle famiglie, non è che sia cosa facile. Come cerchi di bilanciare, ecco, materie prime e poi alla fine il costo che devi mettere nel dolce? Allora, io cerco personalmente di cerco le materie prime migliori per quello che posso permettermi io. E ovviamente i prezzi sono molto aumentati, ultimamente il cioccolato proprio è alle stelle, e anche il burro sta un po' aumentando, era sceso, ora sta tornando un po' ad aumentare. Io cerco, essendo comunque un piccolo laboratorio con negozio, diciamo che magari non ho i costi elevati come un bar, quindi non avendo anche i dipendenti vuol dire molto. Sicuramente magari mi faccio carico più, lavoro di più io, però riesco un attimo a contenere i costi, insomma, e vedo che anche il cliente è contento di non spendere cifre esorbitanti, perché comunque insomma penso che sia un po' un problema di tutti quanti. Sì, arrivare vedi che controllano insomma la spesa quando ordinano? Sì, molti chiedono comunque prima il prezzo, magari se il prezzo è un po' più alto cercano di soluzioni insomma più economiche. Sì. Ho capito. Ascolta, un'altra cosa importante che vorremmo anche capire, ecco, il lavoro, perché sono lavori a tempo pieno. Come riesci a gestire tutto? Ce la fai oppure veramente arrivi alla sera che sei cotta di più? Cioè senti che in futuro magari un aiutino, come si diceva prima, e speriamo che qualcuno dei politici ascolta anche a Stigioni, che ha diritto anche ad essere supportai, ecco, non solo la salata in busta, ma che sia anche questa realtà qua da salvaguardare, perché l'Unione Europea ha salvaguardato l'insalata in busta, che è plastica, ma quello che va bene, cioè, per questo io invito questi giorni, perché qualcuno deve ascoltare ed aiutarli. Prego. Allora, sicuramente in un futuro spero di riuscire ad assumere, perché insomma un po' per sgravarmi anche del lavoro, perché c'è sia comunque lavoro manuale ovviamente per la produzione, che magari a livello burocratico. Più o meno 10 ore al giorno, sì. Più o meno sono 10 ore. Sì, dalla mattina io più o meno inizio alle 6:30, e poi va bene, pausa pranzo, chiudo a mezzogiorno e mezzo, faccio mezzogiorno e mezzo alle 2, e dopo la sera... Insomma, facendo un po' d'ordinazione dipende anche dai periodi. Il periodo estivo è più tranquillo ovviamente, anche perché sì, lavoro più che altro su ordinazione, poi con il caldo ci sono insomma ferie e quant'altro. Esatto, sì. E durante il periodo invernale, Natale, Pasqua, c'è molto lavoro, soprattutto... Le 10 ore non si contano, ma vai oltre. Diciamo che a volte si va anche dopo le 10 di sera. Allora andiamo a vedere, visto che abbiamo parlato di lavoro, di turni di lavoro, andiamo a vedere questo a Treviso, questa polemica lavori supermercato. Andiamo a sentire.
Abbiamo assistito una settimana fa all'annuncio della nuova lottizzazione Cattaneo, si aggiunge questa a quella che succederà a San Bartolomeo nella rotonda Lapino e poi più in fondo a Repubblica 2. Insomma, strada ovest si conferma un'area destinata a non avere più spazi verdi. Opposizione all'attacco a Treviso nei giorni dell'avvio dei cantieri per la realizzazione di un nuovo supermercato nella lottizzazione Repubblica 1 a 2 passi dal parcheggio a Piani, opera che non sarà l'unica negli spazi verdi di Viale della Repubblica. Un piano regolatore approvato nel lontano 2001, una destinazione urbanistica mai cambiata. La Giunta si trincera dietro al fatto che sono scelte prese ormai 20 anni fa, sono diritti acquisiti che non si possono più cambiare. La domanda che viene spontanea è se rispetto a 20 anni or sono alcune dinamiche possono essere mutate, diventa difficile sostenerlo rispetto a 5 anni fa o 6 anni fa, quando amministravano loro. La vedo come una mera speculazione di natura politica, con anche un sottofondo di disonestà intellettuale obiettivamente spiacevole. Botta e risposta che non trovano soluzioni di dialogo tra amministrazione e opposizione, tra proposte della minoranza e vincoli urbanistici che limitano la sfera di azione della maggioranza. Quello che è spiacevole, quindi, non è tanto il discutere di un qualcosa che legittimamente potrebbe essere tratto in discussione, ma che dovrebbe portare su un piano più ampio di natura normativa, non certo amministrativa comunale. Noi sosteniamo che si possano prendere delle scelte diverse. Bisogna riuscire a convincere i privati a rinunciare alle volumetrie acquisite, trovare delle altre aree dove farle installare, non aree verdi. Siamo una città che abbiamo visto ha delle difficoltà nel realizzare la città dei 15 minuti con i negozi di prossimità. Ecco, questi dovrebbero essere i temi che guidano l'azione amministrativa di Treviso, non semplicemente mettere il timbro sul consumo di suolo infinito. Il problema è sempre che qualcuno passa il cerino. Quello che noi vogliamo anche capire, e qui bisogna che ognuno faccia mea culpa, perché è così, ecco, nessuno si dovrebbe tirar fuori, che sono spariti i negozi di vicinato. Sono pochissimi, come hai detto tu, ci sono degli impegni economici molto importanti, perché tra affitto e bollette, se non lavori e se non hai gente, non vai da nessuna parte. Tu cosa vorresti dire? Quanto importante è il negozio di vicinato? Ma è molto importante anche per la comunità, magari per i centri, soprattutto per magari i centri non tanto grandi, diciamo, fare il supermercato. Ovviamente indirizzare la gente ad acquistare al supermercato, ormai si vende un po' di tutto, anche a partire dai generi alimentari, la pasticceria anche soprattutto. Ovviamente i prezzi sono molto più competitivi perché c'è una grossa produzione, molto spesso a livello industriale, quindi io penso sia meglio, vabbè, anche perché sono di parte ovviamente, agevolare un po' l'artigianato e cercare di favorire i piccoli negozi e non lasciar morire i piccoli, diciamo. Ti chiedo una cosa, Elisa, quando ci sono questi grandi eventi nelle piazze, eventi anche importanti, dove appunto c'è la gastronomia, c'è la pasticceria, sono le giornate del tiramisù, del cioccolato, ecco, secondo te dovrebbero gli amministratori coinvolgere di più i negozi locali, gli artigiani, quelli che hanno già attività? Perché io sono convinta che poi vedete un calo nel lavoro voi quando ci sono queste grosse manifestazioni, oppure vi aiutano perché più gente c'è, più magari riesci a entrare anche in un certo meccanismo? Com'è la situazione? Ma ci sono sia pro che contro, nel senso comunque coinvolgono molta gente, quindi portano anche visitatori diversi e quindi nel visitare, cioè nel partecipare, ovviamente vedono anche la piccola attività. Sicuramente ci può essere sempre più coinvolgimento un po' in generale delle attività, anche alle manifestazioni, anche se non riguardano proprio il tema, insomma, della manifestazione. L'importante è che ci sia una vivacità, diciamo, nel territorio. Mi sembra che non manchi ultimamente, hanno capito l'importanza, ecco, di socializzare anche con degli eventi che sono molto graditi dalle persone. Allora andiamo a vedere invece cosa dice anche la CGIL per quanto riguarda il sfruttamento lavoro. Andiamo a vedere. Sfruttamento lavoro, CGIL, Venezia.
Lavoro nero, lavoro grigio, caporalato e peggio, schiavitù, anche il Veneto nelle maglie dello sfruttamento lavorativo. Si va dai fenomeni gravissimi di caporalato come quelli emersi nell'ambito dell'agricoltura di Treviso e Verona degli ultimi giorni, al part-time involontario, a contratti fatti per 20 ore quando poi le persone ne lavorano 50 e con un pagamento in nero che è a danno non solo dei lavoratori ma di tutta la collettività. Violazioni riscontrate in ogni settore produttivo. Dall'agricoltura, che è quello che consideriamo un po' più classico, ma all'edilizia, alla logistica, manifatturiero, per arrivare al turismo, ai servizi nella nostra regione. Ad essere sfruttati per lo più i cosiddetti lavoratori invisibili, cioè gli immigrati, tanto quelli irregolari ma soprattutto quelli irregolari che accettano situazioni a dir poco degradanti. Non denunciano perché temono di perdere il permesso di soggiorno, la possibilità di averlo, e su questo c'è una parte di sistema imprenditoriale malato che continua a fare profitti. Abbiamo in linea la nostra Nadia. Ciao Nadia, come va? Abbastanza bene, dai. Bene, tiriamo avanti. Brava. Buongiorno anche alla tua ospite. Niente, prima avevi detto che di mangiare i dolci, il panettone, il pandoro, sì, tutto il tempo dell'anno. Io non lo trovo giusto. Almeno lasciare questo significato, perché ormai le feste non le sentiamo più. Almeno di avere il panettone e il pandoro a Natale e la focaccia e la colomba a Pasqua. Io trovo giusto che questi dolci siano inerenti alle feste, non tutto il tempo dell'anno. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie a te invece Nadia, le tradizioni, ecco, vedi quanto sono vicine alle tradizioni le persone, le frittelle a Natale, la pinza alla Befana, il panettone a dicembre. Prego, cosa vuoi, come commenti la telefonata di Nadia? Sì, è vero, ha ragione, è giusto scandire, sì. Andiamo ormai in questi anni, si cerca sempre di anche portare il panettone d'estate come, un po' di consumismo probabilmente, cercare non si tiene più la stagionalità, il Natale ormai inizia a fine ottobre ormai, e quindi forse sì, ha ragione che bisognerebbe pensarci, ecco, rispettare le tradizioni, sì. Dici? Sì, ha ragione, è vero. Beh, ti garantisco, Nadia, che io sto dando i panettoni al Banco Solidale, sono arrivati veramente tanti, che ringrazio, anche un'azienda privata molto buonissimi, e per le persone che vengono al banco e magari non sono italiani, loro lo vedono invece come un dolce anzi buono, con l'uvetta. Devo dire la verità che preferiscono il pandoro senza uvetta, pensate voi, preferisco, se devono scegliere, perché li facciamo anche scegliere, visto che abbiamo la quantità, vuoi il pandoro o il panettone, e preferiscono molto il pandoro, meno l'uvetta, magari il pandoro è più dopo mangiano anche quello, però preferiscono il pandoro, e lo vedono appunto come un dolce normalissimo. Un'altra cosa, Elisa, che volevo chiederti prima di andare in pubblicità: abbiamo visto il servizio sul caporalato e lavoro nero, tu cosa vuoi dire? Allora, io personalmente ovviamente non sono d'accordo con questo modo di sfruttare i dipendenti, se si possono chiamare dipendenti, perché di fatto non lo sono, e quindi io spero che la situazione migliori, ci sia più rispetto del lavoratore, in quanto anche il titolare di un'azienda non è nulla senza un dipendente o un lavoratore, ha bisogno, ed è giusto rispettare il lavoro e dare l'importanza che merita comunque dal lavoro che sia. Nel tuo settore, secondo te, c'è un lavoro nero? Beh, certo, sì, è inutile nascondersi, c'è nella pasticceria, nella cucina, soprattutto anche nei ristoranti, negli hotel, negli alberghi a livello stagionale, nel senso, penso che lo si sappia, e se non si vuole ammetterlo, sì, è per scelta di non ammetterlo, però è evidente. Penso che, non dico che ci siamo passati tutti quanti, però
abbiamo comunque testimonianza di qualcuno che conosciamo. Tu sei stata dipendente, cosa ricordi di questa esperienza che hai avuto proprio da donna anche e da dipendente? Allora, io da dipendente ho avuto esperienze positive e non positive. A livello personale, sicuramente in quanto donna, secondo me un po' di discriminazione l'ho avuta, nel senso, in quanto donna l'uomo è meglio considerato migliore nel mio lavoro della pasticceria o della panificazione soprattutto. E come a livello contrattuale non ho sempre avuto il contratto idoneo alle mansioni che svolgevo, questo sicuramente. E come paghi? Siccome tutti dicono che si paga molto bene, è vero o non è vero? Non è vero. Allora, per mia esperienza dipende sempre dal livello. Certo. Io ho iniziato da un livello basso, non ho studiato, cioè ho fatto dei corsi che mi permettessero di lavorare in questo settore, quindi sono partita da zero esperienza. E diciamo che ho dovuto fare una buona gavetta, insomma, nel senso tra tirocini e comunque apprendistato con mansione di contratto che non era quella che svolgevo, tipo come banconiera, invece ero in pasticceria e quindi... Contratto a chiamata, come lo vedi tu, Elisa? Allora, secondo me il contratto a chiamata per certi tipi di lavoro può starci, nel senso se ad esempio... Ha sostituito i voucher praticamente? Sì, più o meno. In realtà adesso c'è una sottospecie di voucher che sarebbe tipo... Una sottospecie, qualcosa? Sì, nel senso che si può registrare il dipendente per le ore effettive che fa. Sicuramente magari per uno studente lavoratore il contratto a chiamata può essere una soluzione, perché durante la settimana studia e fa qualche ora magari solo il sabato e la domenica, e sicuramente non deve essere abusato. Anche perché sennò uno fa un periodo un lavoro, poi ne fa un altro, conforme la chiamata che arriva. Esatto, cioè deve essere usato per lo scopo per cui nasce. Sai perché ti ho fatto questa domanda? Che parlando proprio con questi giovani lavoratori, come dici tu, se uno studente va bene, dicono guarda Mirella va bene perché al momento mi pago gli studi, e guardate che ce ne sono tanti di giovani che lavorano per pagarsi gli studi, guardate ce ne sono tanti, non sempre come dice Elisa sono regolari, perché me lo dicono, le ore sono tante, i soldi pochi, perché questa è la verità. Poi c'è anche il titolare bravo, quello che invece punta molto sul dipendente, però il problema è che se non studi e cerchi un lavoro fisso, col lavoro a chiamata non vai da nessuna parte, perché ti ritrovi a fare un lavoro, una mansione un periodo, poi un'altra, alla fine non riesci a fare nessun lavoro, poi magari anche quello che ti piacerebbe di più. Ecco, cosa chiederesti tu alla politica, adesso anche all'Europa, perché delle volte queste leggi arrivano anche dall'Europa. Ecco, secondo te cosa si dovrebbe fare per aiutare anche a capire, anche di dare dignità nel lavoro? Sicuramente controllare, anche se sicuramente è difficile controllare che effettivamente le mansioni svolte siano coerenti con il contratto con cui viene assunto il dipendente, soprattutto anche questi contratti a chiamata, che effettivamente siano quelle 2 ore per cui è stato chiamato e si possano fare magari solamente a studenti, lavoratori e non a persone che cercano un lavoro fisso, insomma, come alternativa per non fare un contratto regolare. E magari sensibilizzare anche il dipendente che quando si trova in queste situazioni di denunciare, non so, comunque far presente che non sono condizioni corrette e non... Però hai sentito prima la rappresentante della CGIL che ha detto hanno paura di denunciare, perché vuol dire per loro perdere il posto di lavoro, perché funziona così. Ecco, secondo te non è corretto questo modo anche di gestire? In realtà sì, nell'effettivo è quello probabilmente che succede, però magari se lo facessero tutti quanti, nel senso bisogna se ci fosse una sensibilizzazione e tutti quanti si opponessero a questa cosa, magari so che i giovani hanno coraggio di fare questo, secondo me sì, i giovani di più, sì, rivendicano i propri diritti. Molto spesso magari si accusano i giovani di non accettare un lavoro perché non hanno voglia di impegnarsi, non hanno voglia di lavorare molte ore, non hanno voglia di lavorare il sabato e la domenica, però spesso è giusto che si rifiutino perché vengono offerti contratti che effettivamente non corrispondono, e magari spesso sì, si maschera
questa cosa con la svogliatezza del giovane di lavorare. In realtà è solo una rivendicazione dei propri diritti e quindi c'è anche chi lo fa perché non ha voglia, ma c'è anche chi lo fa perché è giusto opporsi. Udite, udite, avete sentito cosa ha detto la nostra Elisa Caberlotto per quanto riguarda i giovani che molti condannano, nulla facenti, sanno solo fare la movida, non hanno voglia di niente. Andate a vedere adesso anche nel periodo estivo chi è che lavora anche nei centri, maggior parte turistici. Andate a vedere chi vi porta, ecco, perché veramente questi camerieri che sono anche bravi e educati, devo dire la verità, forse più di qualcun altro. Pubblicità. Mille occhi sul centro storico. Decolla il progetto che vede protagonisti i vigilantes, sentinelle in rete con le forze dell'ordine. Oggi in prefettura a Vicenza il rappresentante del governo ha convocato i commercianti. Summit per definire come impostare l'ultimo progetto di sicurezza urbana. Noi abbiamo chiesto l'appoggio tramite il sindaco per questa iniziativa di aumentare un po' il controllo del centro storico e adesso dobbiamo fissare gli ultimi dettagli per portare a termine la questione. I commercianti chiedono di avere professionisti autorizzati a girare in bicicletta per sorvegliare il centro storico e il Comune appoggia questa proposta discussa oggi in prefettura all'interno del Comitato Ordine e Sicurezza. È veramente un'iniziativa lodevole, importante, quella proposta dai commercianti, da alcuni commercianti del centro storico che si stanno mettendo in rete per mettere in comune sostanzialmente la sorveglianza privata, la vigilanza privata. Già molti di loro ce l'hanno, ma l'idea è quella di metterla in rete per consentire poi anche a questi vigilantes, a queste persone autorizzate di potersi spostare da un locale all'altro e quindi svolgere un servizio, un presidio in centro storico. I vigilantes in tal caso avrebbero il ruolo di segnalare alle forze dell'ordine eventuali reati, situazioni sospette, che poi è quello che già fanno i militari dell'operazione Strade Sicure, piuttosto che più generalmente qualsiasi cittadino che girando assiste a situazioni di pericolo. L'esercito che abbiamo in città serve da fanno le ronde e quindi sono quelli che sono preposti per segnalare eventuali problemi. I vigilantes andrebbero forse in supporto, però poi alla fine chi agisce, quindi chi ha il potere per intervenire, sono esclusivamente le forze dell'ordine, quindi io piuttosto chiederei all'amministrazione, al prefetto e agli organi di competenza un maggiore supporto di forze dell'ordine, perché loro sono quelli appunto che devono tutelare i cittadini. Secondo me sarebbero da applicare più telecamere come ce ne sono nelle città europee più a nord, non tanto la presenza fisica, perché la presenza fisica quando viene vista basta girare l'angolo e si fa.
Le forze dell'ordine si fanno in 4, sono in pochi, lo sappiamo, ecco dove lo Stato dovrebbe dare una mano all'amministrazione comunale e portare poliziotti, carabinieri, vigili in città, perché da soli non ce la fanno. Perché? Per arrivare al punto che dobbiamo noi commercianti mettere la sorveglianza privata a spese nostre? Visto anche i tempi come sono, che il lavoro è poco, la città si è svuotata per vari motivi, ci sono tante cose da rivedere secondo me qua in città. Non tutti i commercianti sono convinti che la sorveglianza privata sia la risposta al degrado e all'insicurezza, anche perché c'è chi si chiede: ma chi ingaggerà i vigilantes? È un'iniziativa proposta dai commercianti, quindi a carico dei commercianti che mettono insieme le attività di vigilanza, ma stiamo anche cercando di capire quali possono essere le modalità di collaborazione, in particolare con l'amministrazione locale. Allora Elisa Caberlotto, tu sei una commerciante, ecco, come commenti questo servizio, ecco, come vedi la sicurezza, cosa vorresti, cosa dicono i clienti quando vengono, quando escono, gli orari che si sentono più sicuri, prego. Allora, io sono ho un negozio in un centro piccolo, è anche un po' spostato fuori dal centro, quindi la situazione è molto tranquilla. Montebelluna è una cittadina anche molto tranquilla, insomma ci sono furti sì, ma sicuramente aumentare da parte del comune, lo Stato aumentare sicuramente le forze di polizia per un controllo, anche avere una videosorveglianza continua in caso succeda, ci siano furti o altri tipi insomma, di infrazioni di questo genere, sicuramente può aiutare. Non penso sia giusto comunque che sia il cittadino a dover pagare questo servizio, in quanto il commerciante a doversi far carico di questo servizio dovrebbe essere più tutelato a livello degli organi di competenza. Ti faccio la proposta, però la risposta è: ma poi te la paghi? Sì, perché non credo sia giusto, insomma. E gli orari che la gente preferisce uscire, cosa ti dicono i clienti quando entrano nel tuo negozio, proprio in tema di sicurezza? Perché poi i negozi sono fatti anche per parlare, sono degli sfoghi, certo. Prego. Sicuramente durante le ore giornaliere, mattinata, la sera non fino a troppo tardi. Io ad esempio personalmente chiudo alle 7, quindi è un orario, è presto, non ci sono grossi pericoli, insomma. Però per i bar già dopo una certa ora magari i dipendenti, magari se c'è una dipendente sola magari alle 9:30, 10 o più tardi anche nelle pasticcerie comunque che tengono aperto magari anche fino a mezzanotte. Ci sono problemi. Diciamo e i clienti cosa dicono, Elisa, quando entrano proprio in tema di sicurezza? Ne parlano? Il cliente si sente non sempre sicuro, cioè a determinate fasce orarie tranquillo, dopo cerca comunque di fare un po' di attenzione a chi incontra, o comunque a evitare di uscire in certe zone magari della città che sono conosciute per essere un po' più... Eppure una volta proprio l'orario che hai detto tu della tua chiusura, che sono le 19, era l'orario dove si usciva a prendere l'aperitivo. Certo. Ecco, vedevi, è cambiato anche un modo... Sì, si è spostato un po' tutto in là, nel senso... Alle 7 magari una volta ci si trovava a cena alle 8, si faceva aperitivo alle 7, ora si va a fare aperitivo anche alle 7:30, 8, si va a cena alle 9, 9:30. Non ci sono più degli orari, non ci sono orari classici, fissi, diciamo, esatto, fissi sì. come una volta. Sì. Si cena molto tardi, si pranza tardi, molto tardi, certo, perché ormai vanno di moda gli spuntini, tanto è vero che tu mi hai parlato anche di pasticceria salata, ad esempio. Certo. Cos'è la pasticceria salata? Beh, la pasticceria salata può andare dai, non so, i mini hamburger, il tramezzino, la piadina, anche ormai molte pasticcerie che hanno il bar, la caffetteria offrono le pause pranzo e quindi sì, cioè, si è spostato tutto un po', magari chi ha orari d'ufficio scende in pasticceria magari dall'ufficio. Ma il salato tira? Cioè... Sì, allora il salato va. Ad esempio io offro su ordinazione anche un po' di salato per chi magari fa rinfresco e la torta, o sì, per le feste magari si fa un po' di... Sì, avere l'alternativa solo al dolce, che c'è comunque chi magari preferisce il salato rispetto al dolce,
e quindi c'è anche la proposta salata. Senti Elisa, una volta c'era la famosa tartina, erano delle tartine meravigliose. Poi è subentrato il famoso sandwich che poi è diventato il tramezzino, però le tartine sono proprio sparite, le vedi in pochissime volte, come mai? Sì, non saprei, si vede che la gente si è più orientata sul tramezzino. Si mangia di più magari? Sì, probabilmente sì, o magari i gusti si sono spostati, non so, è sempre in continua evoluzione. Una volta c'erano queste tartine fantastiche, sì, adesso vedi solo tramezzini, ma sì, io in realtà non c'è neanche richiesta perché a me non ho mai... Sì, della famosa tartina che invece era molto buona. Ma anche i gusti sono diversi. Prima si parlava con Elisa anche dei gusti del nord rispetto al sud. Si parlava che io conosco un pasticcere siciliano poi che si lamentava e dice: ma voi non sapete mangiare i dolci, ho dovuto ridurre le paste perché per voi erano troppo grandi come le facevo, volete mangiare piccoli. Infatti noi mangiamo il mignon, i pasticcini, sono proprio gusti diversi, molti fritti, loro dolci fritti, ecco, sono gusti completamente diversi, ecco. Oppure ci sono le persone del sud che ordinano magari questi dolci. Com'è la situazione? Sì, c'è molta differenza tra nord e sud in fatto di dolci, sia come tipo di dolce che come dimensione. Anche io facevo il maritozzo romano, vabbè, ovviamente spiega cos'è, magari qualche nonno a casa non lo sa. Il maritozzo è una pasta brioche che a Roma la fanno un po' più allungata e si mette all'interno la panna montata zuccherata. E all'inizio io avevo iniziato a farlo dimensioni romane, diciamo, e dopo ho dovuto ridurre perché sì, era un po' troppo abbondante, quindi ho visto che qui si preferisce più magari la dimensione più piccola, magari prenderne 2, avere più assaggi, e invece al sud ma sto bel maritozzo romano qua da noi altri non c'è storia, a parte qualche golosone che li abbiamo anche noi, sì. Che magari una torta, come diceva Elisa, sono in 4 ma la prendono per 10 perché sono dei golosoni. Senti Elisa Caberlotto, come ci saluti e che appello vuoi fare questa mattina anche specialmente agli amministratori e ai politici, ecco, per supportare questi giovani che intraprendono queste importanti attività? Allora, io saluto ringraziando innanzitutto per l'ospitalità e per avermi accolto in studio e mi auguro che ci sia si dia più importanza al giovane, ai contratti di lavoro, a dare al dipendente quello che merita, senza volerlo sfruttare e volerci guadagnare a tutti i costi da parte dell'imprenditore, e di snellire un po' il costo del lavoro, poter assumere più facilmente, cioè senza costi elevati in termini di tasse, intendo, non di stipendio del lavoratore, piuttosto che si alzi lo stipendio del lavoratore e si riducano le tasse. Gli stipendi che ci sono, che sono fermi da una vita. Anche per agevolare anche i giovani a poter avere proprio, non so, poter pagarsi l'affitto, poter creare una famiglia tranquillamente, insomma, e potersi permettere anche magari di andare in ferie tranquillamente durante l'estate, visto che siamo in periodo. Esatto, visto che siamo in periodo. Allora noi ringraziamo e salutiamo Elisa Caberlotto, pasticcera, che è stata con noi. Avete visto, questi sono anche i nostri giovani che vanno veramente supportati perché hanno anche la passione del lavoro. Grazie Elisa, grazie, è stata con noi. Pubblicità. Altri graditissimi ospiti, abbiamo in presenza il dottor Stefano Martellossi, primario di pediatria all'ospedale Canfoncello di Treviso, l'oasi pediatrica. Ma cosa non si è fatto per far capire l'importanza del rispetto anche di questi bambini nella loro malattia, in questi percorsi traumatici? Ringrazio veramente il dottor Martellossi di essere con noi. E abbiamo anche da Monselice Giorgia Bedin, sindaco di Monselice, secondo mandato, vuol dire che ha seminato bene. La sindaca è stata rieletta, lei, perciò diciamo anche il partito. Grazie anche a lei sindaca. Sindaca o sindaco? Sentiamo intanto come vuole essere. No, io voglio sapere, sindaco o sindaca?
Io so già. Ho sempre detto che preferisco sindaco perché adoro l'italiano. Avrei giurato. Anche se non me lo diceva, io ero convinta che lei diceva sindaco. Comunque grazie veramente di essere qui. Allora inizierei proprio dal dottor Stefano Martellossi, questo primario di pediatria all'ospedale Cafoncelli di Treviso, per capire la situazione dei bambini. Perché sì che siamo in estate, luglio-agosto, vacanze, tutto, però poi arriverà l'autunno. E in autunno cosa si farà, dottor Martellossi, per salvare questi bambini, per metterli in sicurezza? Genitori, nonni, udite. Tanto buongiorno Mirella, buongiorno ai telespettatori, buongiorno. Avete visto che rock che è il dottor Martellossi? Guardate che rock. Complimenti, buongiorno, prego. Buongiorno. Mi occupo di bambini, bisogna cercare di stare giovanili se si può. Sì, allora, in questo momento, come sapete, no, la patologia pediatrica ha una sua stagionalità dovuta alle malattie infettive, quindi il grosso della patologia infettiva si concentra nei mesi autunnali, invernali. Devo dire la verità che ancora adesso però, sia perché ho parlato con i pediatri di libera scelta, sia in ospedale, ci sono ancora forme infettive, anche polmonari. C'è questo micoplasma, che è questo germe che fa questa polmonite non grave, ma che può qualche volta richiedere il ricovero, ma come ha detto lei, poi quello che dobbiamo fare è concentrarci su quello che sarà l'autunno. Allora, quest'anno abbiamo una grossa novità. L'assessorato alla sanità regionale ha lanciato una campagna di immunizzazione su tutto il territorio regionale contro il virus respiratorio sinciziale. Il virus respiratorio sinciziale è il virus che causa la bronchiolite. Avete saputo, negli ultimi 2 anni abbiamo avuto questa epidemia di bronchiolite che è dovuta a un virus. È una malattia che colpisce tutti l'età, ma diventa una malattia importante ai bambini molto piccoli, sotto l'anno, ma soprattutto nei primi mesi. È causa di morbilità e purtroppo qualche volta, raro, ma anche di mortalità. I polmoni si infiammano, sono piccoli, sono stretti, l'aria non riesce a uscire, questi bambini fanno molta fatica a respirare, respirano velocemente, hanno bisogno di ossigeno, non riescono ad alimentarsi. Quest'anno c'è questa campagna regionale di immunizzazione con un anticorpo monoclonale contro il virus respiratorio sinciziale. Sono già state fatte delle esperienze in Spagna, in Francia, con dei buoni risultati. Qual è l'obiettivo? Abbattere la circolazione del virus e soprattutto proteggere i bambini a rischio. La campagna prevede che da ottobre, tutti i nati da ottobre fino a marzo 2025, nei punti nascita verrà offerta alle famiglie la possibilità dell'immunizzazione, non è una vaccinazione, è un'altra cosa. E poi invece per quelli che sono nati da gennaio a ottobre verrà offerta, sarà il SISP, il Servizio di Igiene del Territorio, a informare le famiglie e verrà data l'opportunità di immunizzare tutti i bambini. Questo dovrebbe portare a una drastica riduzione, non eliminazione, ma una drastica riduzione dei casi di virus respiratorio sinciziale e soprattutto dei casi gravi, dei casi che necessitano di ospedalizzazione e dei casi che purtroppo qualche volta necessitano anche di terapia intensiva per una ventilazione assistita. Quindi il mio appello è alle famiglie, alle mamme che partoriranno da ottobre a marzo e da chi partirà nei primi mesi, in questi mesi, di aderire a questa campagna di immunizzazione che dico è stata promossa dalla Regione direttamente su tutto il territorio regionale. Quindi una grossa novità, passo importante, non tutte le regioni lo fanno. Prevenire, ricordatevi, è sempre meglio di curare. La prevenzione primaria o secondaria è quella che permette di ottenere i migliori risultati dal punto di vista della salute di tutta la popolazione, ma soprattutto dei bambini piccoli. Allora sentiamo anche cosa ne pensa Giorgia Bedin, sindaco di Monselice, anche perché i sindaci sono i responsabili della salute dei loro cittadini, perciò qua ce la giochiamo. Ecco, questa sinergia che secondo me dovrebbero fare anche quei medici di famiglia, molto importanti, con i pediatri per quanto riguarda i bambini. Ecco, come commenta sindaco Bedin le parole del dottor Martellossi, che sta facendo un appello molto importante perché sta facendo prevenzione per non avere il problema poi di curare, perché poi quando si cura ormai è tardi, perché vuol dire che è già in atto questa infezione. Prego, sindaco Bedin. Sì, buongiorno a tutti anzitutto e grazie dell'invito. Io mi associo all'invito, all'appello del dottore, perché effettivamente anche come sindaco, ma soprattutto come mamma, insomma, ritengo che sia fondamentale la prevenzione.
La prevenzione che la nostra ULSS, in questo caso è l'ULSS 6, ma tutte le ULSS del Veneto comunque stanno portando avanti da molti anni, ed è un messaggio importante questo. Parlo per esempio di prevenzione, adesso giustamente parliamo di età pediatrica, però è stata fatta molta sensibilizzazione anche per la prevenzione contro il tumore al seno. Sappiamo che già i risultati di questa prevenzione si sono visti, perché appunto è sicuramente diminuito il numero di mortalità per tumore al seno, perché la prevenzione ci permette di fare che cosa? Di individuare l'eventuale malattia per tempo e quindi di intervenire con le moderne tecniche che oggi abbiamo tempestivamente per evitare poi insomma la morte del paziente. Anche noi a Monselice abbiamo fatto insieme all'ULSS alcune campagne di prevenzione proprio mirate per i tumori della donna, e quindi ritengo che sia veramente fondamentale, ognuno chiaramente nel suo ruolo, quindi noi come sindaci, l'ULSS appunto nel proprio ruolo e i dottori, compresi i pediatri, nel loro, di dover sensibilizzare, perché in effetti la prevenzione è fondamentale, come diceva il dottore, prevenire è meglio che curare. Costa meno e si evitano esiti fatali, quindi sicuramente è un vantaggio per tutti ed è fondamentale continuare, non distogliere mai l'attenzione e appunto ognuno nel suo ruolo promuoverla, perché è veramente uno strumento importante. Allora, Sindaco Bedin, si fa prevenzione, io vorrei sentire anche le sue parole per quanto riguarda prevenzione alla povertà. Io ieri ho, come ogni mercoledì, con i volontari che non finirò mai di ringraziare, abbiamo tenuto il banco aperto. Adesso le scuole sono chiuse e arrivano queste mamme con questi bambini e devo dire la verità che sono molto preoccupata. Primo, perché sono molto obesi, mangiano male, mangiano malissimo e questo mi preoccupa. Secondo, non c'è abbastanza da parte, non dico lei, parlo in generale, sa Sindaco, da parte dei servizi sociali un'attenzione verso queste fragilità che sono i bambini e i diversamente giovani. E questo mi preoccupa molto, Sindaco, perché mangiar bene vuol dire prendere materie prime, quasi sempre, che costano tantissimo. Pensiamo solo all'olio extravergine di oliva, tanto per dirne una, o di un buon formaggio, una buona carne, un buon salume. E invece mi ritrovo che devo comprare tutti i prodotti buoni, perché io ci tengo tanto a queste famiglie, a queste fragilità, perché loro non ce la fanno. Addirittura io ho famiglie che nonostante con 2 stipendi non riescono ad arrivare a fine mese e si stanno chiudendo in una maniera che non va bene, perché chiudersi vuol dire stare ancora più male, non riuscire a capire veramente dove c'è il problema. Io questa mattina ho chiamato il sindaco di Montebelluna, lo dico anche, perché ho ricevuto una telefonata in diretta di una donna, di una diversamente giovane, distrutta. Ho pregato di lasciare il suo numero e non risponde, perciò io mi sento in dovere di informare il sindaco, di vedere come mai non risponde al telefono. Ecco, secondo lei c'è una prevenzione, magari lei lo farà, io parlo in generale, sa Sindaco, lei fa parte anche di un partito importante per le fragilità, perché ormai le fragilità sono veramente tante e il punto di riferimento siete voi, sono i sindaci, non ne hanno altri, sono i sindaci e i servizi sociali, perché in provincia non abbiamo ancora capito se ci sono, cosa fanno no, perché veramente io ci vivo dentro, perciò capisce, ecco, che vivo la situazione. Ho le pari opportunità a 50 metri, se ne avessi vista una in 14 anni forse sarei anche contenta, le ho viste qua, ma al banco mai, non importa, andiamo avanti. Secondo me bisogna fare più rete, più squadre, perché queste sono fragilità, Sindaco, e queste non possono aspettare, questi bambini, che qualcuno decida di capire che esistono, che ci sono e come vivono. Prego, Sindaco. Allora, le fragilità sono tantissime e anche le povertà sono chiaramente declinabili in tante maniere. Parliamo di povertà dal punto di vista economico, ma anche di povertà educativa. E nella povertà educativa sicuramente rientra anche la povertà educativa alimentare. In questo caso l'episodio che lei raccontava, cioè il fatto che ci sono famiglie che purtroppo, avendo una povertà economica, devono necessariamente acquistare prodotti che non sono di miglior qualità e magari sono quelli che costano meno, che sicuramente non sono quelli più indicati
per fare una dieta corretta, e tutto questo capiamo che è una spirale da cui è difficile uscire. Noi sindaci comunque con le possibilità che abbiamo cerchiamo di fare quello che è nelle nostre massime possibilità, come sempre. Credo fondamentalmente che la rete su questo tipo di problematica sia essenziale e sia l'unica strada per poter mettere insieme le competenze di tutti e le risorse di tutti per aiutare proprio queste famiglie e questo tipo di povertà. E noi, faccio un esempio, noi abbiamo un stretto rapporto con la Caritas diocesana e anche con associazioni appunto che si occupano insieme alla Caritas delle famiglie più fragili, che possono essere quelle che hanno gli anziani, ma che possono essere anche le famiglie numerose che purtroppo, anche se magari, come diceva lei, lavorano in due, questo non basta per sostenere la spesa, proprio la spesa della spesa, scusate il gioco di parole, ma il costo di una spesa normale per una famiglia che ormai è diventato improponibile, specialmente laddove si vogliono acquistare prodotti di qualità che ci permettono anche una vita più sana. Con la Caritas e assieme alla parrocchia del Duomo anche il Comune ha dato un contributo e 2 anni fa abbiamo inaugurato quello che si chiama l'Emporio della Solidarietà. È un piccolo negozietto dove le persone che hanno bisogno possono rivolgersi e gli viene caricata una card con una serie di punti, diciamo così, che sono punti spesa e corrispondono a una certa cifra di denaro, e loro all'interno di questo negozio fanno proprio la spesa, con dei prodotti che ovviamente vengono forniti poi quando si fanno i punti di raccolta fuori dai supermercati insieme alla Caritas piuttosto che gli alpini o altre associazioni che si occupano di fare questi punti di raccolta. La sabato, la domenica, io li ringrazio veramente perché sono dei volontari meravigliosi e Monselice ne è ricca, che raccolgono, le portano all'Emporio e poi appunto la famiglia viene anche responsabilizzata. In che cosa? Perché molte volte quando si va a fare la spesa alla Caritas, o meglio la Caritas prepara le borse della spesa per le famiglie, magari mette dentro una serie di prodotti che poi magari queste famiglie, o perché ci sono intolleranze, perché oggi anche quelli sono un problema, o perché magari anche per una questione religiosa alcune cose non le mangiano, e magari una parte di quella spesa viene anche sprecata, perché se da una parte c'è il problema di acquistare prodotti che siano adatti per un'alimentazione sana, dall'altra parte c'è anche un altro problema che è quello dello spreco dei prodotti alimentari. E quindi per riuscire a creare la situazione migliore sia per le famiglie sia per evitare lo spreco alimentare, li abbiamo responsabilizzati e quindi loro ogni mese hanno una tesserina che ha un tot di soldini dentro e devono spenderli in maniera anche intelligente, perché un altro problema può essere anche proprio quello del fatto che quando le cose vengono regalate non si capisce in realtà che hanno comunque un valore, che questa è una spesa per tutta la collettività. Quindi uno, acquistano i prodotti che utilizzano e non si sprecano; 2, cerchiamo di fornire loro in tutte le maniere del cibo sano; e 3, gli diamo una mano perché dal punto di vista economico naturalmente questa spesa viene supportata da questa rete di associazioni di cui fa parte anche il Comune di Monselice. Quindi questo è un po' un esempio che spero si possa esportare anche altrove, perché è fondamentale anche per l'educazione alimentare e per riuscire a combattere lo spreco ma anche aiutare la povertà. Dottor Martellossi, abbiamo parlato appunto di fragilità e soprattutto di alimentazione di questi bambini, che poi se continuiamo a dare del mangiare scadente purtroppo alla fine poi si pagano i conti, perché poi l'obesità si paga non subito ma avanti con gli anni. Lei cosa vede nel suo osservatorio importante? Come mangiano questi bambini, questi ragazzi? Allora, intanto l'ha detto già il sindaco di Monselice, no? La povertà economica e la povertà educativa sono 2 fattori prognostici importantissimi per i bambini. Un bambino che nasce in una famiglia povera economicamente, in cui c'è una povertà educativa, ha un rischio più alto di ammalarsi, avrà una vita più breve e una delle complicanze più frequenti è proprio l'obesità. Oggi gli obesi sono paradossalmente le famiglie più povere, perché vanno a fare la spesa di prodotti a basso prezzo, il prodotto a basso prezzo sono prodotti di bassa qualità, ed è un grosso problema. Oggi circa il 25% della nostra popolazione pediatrica è sovrappeso, quindi da una parte c'è la povertà e dall'altra parte c'è l'obesità. È un problema non facile quello dell'obesità. C'è la parte, educativa di prevenzione. Quella deve partire molto presto. Io credo che una prevenzione, un'educazione alimentare dovrebbe cominciare già nei corsi preparto. E altro momento fondamentale è il momento dello svezzamento.
quando si danno i consigli di come mangiare alle famiglie. Una volta lo svezzamento era quasi una ricetta medica molto dettagliata su cosa introdurre prima, cosa introdurre dopo. Oggi sappiamo che questo è meno importante, fortunatamente il problema di introduzione degli alimenti per le allergie è risolto. Dopo una certa età i bambini sono in grado di tollerare tutto il tipo di proteine, quindi oggi lo svezzamento deve essere il momento educativo per il bambino e la famiglia. Svezzi il bambino può mangiare, è uno slogan, dopo si entra nei particolari, può mangiare tutto, se ha 6 mesi, tutto quello che mangiano il papà e la mamma, fatto le modalità che li può mangiare, se la famiglia mangia bene. Lì allora bisogna cominciare a ridurre il contenuto di grassi, ridurre tutti i cibi che sono preconfezionati, anche ridurre il consumo di carne, che non c'è bisogno di mangiarla ogni giorno. Quello è il momento educativo importante. Poi c'è il problema dell'obesità, invece del trattamento dell'obesità. Cioè quando c'è il bambino obeso è che bisogna iniziare il trattamento. Oggi ci sono molte possibilità, anche farmacologiche, di cui forse per l'obesità grave, anche in età pediatrica, farmaci che tolgono l'appetito, se ne parla anche sui media, no? Su questi farmaci che esistono oggi. La gestione dell'obesità è una gestione che qui è multidisciplinare, ci vuole il pediatra, ci vuole il dietologo, ci vuole lo psicologo. Noi abbiamo come obiettivo entro il 2025 di fare un protocollo a livello aziendale proprio sulla gestione dell'obesità in collaborazione con i pediatri di libera scelta per la prevenzione e poi un ambulatorio specifico per il trattamento dell'obesità. Quindi non so se ho risposto, il trattamento dell'obesità deve partire da presto, deve essere culturale, educativo. Okay. E dopo avere anche il trattamento dell'obesità, che quando è un'obesità grave è una patologia organica grave. Allora poi le farò un'altra domanda proprio sopra questa domanda e questo punto di domanda che mi è venuto. Però prima abbiamo Mirella da Riese Pio X, se no cade la linea. Vai Mirella. Ciao Mirella, ciao. Buongiorno a tutti. Ciao, ecco, volevo dire, siccome no, che sono diversamente giovane, no? Ecco, e non è che prenda tanto di pensione, che tu lo sai che cosa prendo. E questo mese è andato in tilt il mio frigorifero e dopo si è spezzato un dente davanti. Ho detto mamma mia, questo mese è proprio una catastrofe. Sono andata a mettere a posto il dente, ecco, da un dentista che mi conosce da diversi anni, ecco, mi ha tolto quasi 300 euro di un pezzetto di dente che mancava. Me l'ha costruito, ecco, quasi 300 euro, quasi 300 del frigo, più di 600 euro di questo mese. Ho 700 che vivo al mese, non so come vada questo mese, male di stomaco proprio. Mirella, se hai bisogno sai che ci siamo e avviserò perché non è giusto, giustamente. Hai fatto ho chiesto al dentista se posso pagare a rate, mi ha detto di no. Perfetto. Una cosa pazzesca. Mirella, poi ti chiamo, sai, se posso aiutarti in qualche maniera, sentirò anche il sindaco di Riese che poi conosco, perché è giusto anche supportarli. Mi piace perché hanno imparato a chiamarsi diversamente giovani, come vuole Mirella. Ecco, adesso tutti quanti dico sono diversamente giovani, mi fa molto piacere questo, perché ormai abbiamo dei centenari, che devo dire la verità, proprio perché hanno mangiato sano, forse dottor Marterossi, possibile. Siamo arrivati a questo, ecco, che sono delle persone, dei scrigni d'oro, io li chiamo, perché veramente quando poi li intervistiamo veramente rifletto molto su questo. Però la mia domanda è questa, sì, è vero che c'è l'obesità, però mi sembra che questi bambini facciano poco sport. Se poi penso che lo sport viene inserito dalla quinta elementare e non prima, rifletto molto su questo, anche perché a mio avviso ci sarebbe la possibilità di riuscire a smuovere questi bambini, queste famiglie, perché come ho spiegato prima si chiudono e quando si chiudono in se stessi fai fatica poi a entrare a capire quali sono i problemi, però ne pagano le conseguenze questi bambini che non hanno nessuna colpa e dovrebbero essere supportati, ed è qua ritorno ai servizi sociali, perché c'è un nome e un cognome, come li ho io al banco elencati, forse dovrebbero averli anche i servizi sociali, e soprattutto indirizzarli a delle strutture che possono aiutare questi bambini
a fare movimento, perché non lo fanno. E questo mi preoccupa ancora di più, perché c'è qualcuno che non ascolta. Si deve iniziare dall'asilo a muoversi, a fare, ma quel bambino che non mi va all'asilo, quel bambino che deve arrivare alla quinta elementare per iniziare un po' di sport, non va bene, dottor Martellossi, certo. Perché allora mangiano male, si muovono quasi niente, perché i cortili non esistono più, ci sono più i cortili, non ci sono più i prati, certo. Non c'è più questa socializzazione, tanti bambini tutti assieme che giocano. Io vedo i parchi vuoti, dottor Martellossi, e mi preoccupa, perché ci sono le giostrine, c'è tutto. Mancano i bambini, mancano i genitori. Prego, dottor Martellossi. Sono tante le questioni. I parchi sono vuoti perché anche i bambini sono pochi. Sapete che abbiamo la denatalità è un problema importante. Secondo, è vero, la povertà a volte è invisibile e non è sempre facile intercettarla. Anche quando i comuni, abbiamo sentito il sindaco di Monza, dice che ci sono delle iniziative a sostegno di responsabilizzazione e di aiuto economico, non sempre la povertà si evidenzia. E questo è un problema della nostra società, perché c'è sempre più, diciamo, un distacco tra chi sta bene, tanti, e chi non ce la fa più. La rete intercettare una società che un po' si sta sgretolando, si sta dividendo. Attività fisica, questo purtroppo nel nostro sistema scolastico non c'è ancora quella mentalità e obiettivo di far entrare lo sport come una materia scolastica, non le 2 ore di educazione fisica. Lo sport deve far parte, e il movimento deve far parte del programma scolastico, ma deve essere uno sport intensivo. E questa è la prima cosa. Secondo, i nostri bambini ormai si muovono poco. Ci sono delle iniziative, no? Il pedibus, no? Molti comuni, no? In cui si dice fanno i percorsi sicuri, okay? Per cui i bambini possono andare. Se i bambini non sono distanti a scuola, portiamoli a scuola a piedi. Cerchiamo anche di lasciarli andare con gli amici, non abbiamo sempre la preoccupazione della loro sicurezza, certo, ma bisogna anche lasciarli provare, muoversi nella vita, se no non si muovono, non camminano, non si muovono, perché poi quando si troveranno nella società non sapranno come muoversi. E l'altra cosa è che lo sport purtroppo oggi costa. Oggi fare calcio, fare basket, il calcio era uno degli sport più a portata, no? Okay. Anche oggi si sa che per fare lo sport, anche il calcio, bisogna pagare una retta e non tutte le famiglie se lo possono permettere, e quindi anche qui il divario aumenta. La povertà economica, alimentazione non buona, si isolano, si muovono poco, e questo è un circolo vizioso. Non facendo sport si isolano ancora di più, i bambini non hanno una socializzazione, e quindi qui bisognerebbe più sport a scuola, assolutamente più ore di sport a scuola. La scuola dovrebbe promuovere lo sport, portarli quando si può più possibile a piedi o in bicicletta a scuola, in giro, farli muovere, e poi vedere di implementare ove possibile una frequenza, per chi non può anche dare un aiuto economico per poter fare uno sport, che poi uno sport di squadra, oltre al movimento, ha anche un grosso significato educativo, perché significa confrontarsi con gli altri, far parte di una squadra, condividere responsabilità, rispettare le regole, ok? E quindi questo è per proprio il processo educativo dei bambini fondamentale. Chi fa sport è più sano. È più sano fisicamente, ma è più sano anche mentalmente. Assolutamente. Sentiamo come commenta il sindaco le parole molto importanti che ha detto il dottor Martellossi, perché bisogna anche agire, sì parlare, ma bisogna agire. Ma come faccio io a agire se non sono supportata? Lo sport costa, mangiare bene costa. Sindaco? Allora, che lo sport sia benessere psicofisico ne sono assolutamente convinta. Io ho sempre fatto sport nella mia vita e sono anche nata 10 anni fa, ormai 11 con questo, col prossimo, come assessore allo sport a Monselice, quindi ci credo. Io ho 2 figlie, ormai sono grandi, una ha 23 anni e una ha 18, però entrambe hanno sempre fatto sport. Addirittura una delle 2 ha fatto nuoto a livello agonistico, quest'anno si è diplomata, racconto la storia perché è significativa, e ha continuato a fare 6 allenamenti alla settimana, quindi 6 giorni su 7, più le gare quando c'era la domenica, e a scuola è sempre andata benissimo, perché lo sport, oltre a far bene dal punto di vista fisico e psicologico, insegna anche ai ragazzi un'altra cosa importantissima, che è l'organizzazione, perché hanno meno tempo degli altri.
di studiare e quindi devono organizzarsi e calendarizzare le loro interrogazioni, calendarizzare i loro impegni, per cui ovviamente c'è anche lo sport oltre che l'altro primario che è lo studio. Quindi lo sport fa benissimo per tutto e per tutti. Certo, lo sport costa, non io. Però cosa può fare un'amministrazione per venire incontro ai genitori che abbiano anche voglia di portare i ragazzi a fare sport? Perché non è sempre così. Come quando si dice bello portare i bambini a scuola, però questa è una cosa un po' complicata perché a piedi, perché anche io come mamma, lavoratrice con 1500 impegni, quando erano piccole mi ricordo che purtroppo non avevo il tempo materiale di riuscire a mettere la macchina un po' lontana da scuola, accompagnarli a piedi e tornare indietro perché ero già in ritardo praticamente, e quindi purtroppo abbiamo dei ritmi di vita onestamente come famiglie che rendono anche difficile questo tipo di gestione, anche se sarebbe la cosa migliore. Però lo sport, dicevamo, costa e quindi quello che può fare un'amministrazione comunale è cercare di mantenere le tariffe, diciamo, degli impianti sportivi che le associazioni utilizzano il più basse possibile. Lo abbiamo sempre fatto e abbiamo continuato a farlo, anche se chiaramente i costi di gestione di questi impianti per la pubblica amministrazione aumentano sempre di più, perché sappiamo che c'è l'aumento del costo dell'energia, delle utenze, anche i costi stessi per fare le pulizie. Dico un esempio, i prodotti costano sempre di più e quindi la ditta che fa le pulizie per noi ci chiede sempre più soldini. Nonostante questo abbiamo, diciamo, mantenuto fisse queste tariffe in maniera che le associazioni sportive a loro volta possano mantenere i costi di iscrizione allo stesso livello senza aumentarli. Questo è sicuramente importante. Poi abbiamo anche la fortuna di avere associazioni sportive che hanno una particolare sensibilità per quello che è sociale e quindi in qualche modo contribuiscono anche di tasca propria talvolta per aiutare quelle famiglie che magari non hanno la possibilità di iscrivere i loro figli ad uno sport, e quindi anche questo è sicuramente un fattore importante, un fattore che, diciamo, dimostra come anche lo sport sia in qualche maniera un intervento sociale importante, e di questo sono convinta come sindaco, come rappresentante dell'amministrazione comunale, ma mi fa molto piacere vedere che anche i volontari delle associazioni sportive che noi abbiamo condividono questo pensiero e si mettono a disposizione. Quindi questo è fondamentale. Poi una volta c'era anche un'altra visione dello sport. Io per esempio avrei potuto fare nuoto agonistico perché ero abbastanza bravina, magari poi non riuscivo bene, però me l'avevano chiesto, ma all'epoca la mentalità dei genitori verso lo sport era diversa, o studi o sport, e invece non è così. Allora oggi... Sindaco, io la interrompo un attimo perché io sono stata molto attenta alle parole sia del dottor Martellossi che del sindaco Bedin. Allora, lei ha detto, io portavo le mie figlie a scuola perché non avevo la possibilità di andare a piedi e di ritornare indietro. Forse non è che siamo diventati troppo protettivi, aspetti che finisco, con questi bambini quando sono piccoli, per i genitori, che non ho capito quando sono piccoli e quando sono grandi, perché è a discrezione questo, perché a 6 anni si andava a scuola da soli. 6 anni. Adesso a 14, quindi non tutti, ma una buona parte, io vedo ste mamme con sti marmeotti, anche grandi e grossi, davanti a macchina, ma davanti alla porta, che mi sono anche fermata perché ogni giorno la vedevo e ho detto, signora, ma dove vai con sto marmeotto? No, perché delle volte mi tirano per i capelli. Cioè non è che li proteggiamo quando sono piccoli, e dopo a 10 anni li troviamo che bevono lo spritz, che vanno a mangiare la pizza alle 11 di sera, che tornano alle 2 di notte, che escono di casa. Cioè capisci che non riesco a capire quando il bambino è piccolo, perché delle volte invece il piccolo è più attento di quello più grande, è molto attento. Se tu gli insegni, come si parlava prima, che una regola, questi bambini la rispettano. Io ho dei bambini che vanno dal banco solidale agli orti sociali a prendere magari prodotti che sono stati raccolti anche di 4-5 anni, con un bambino più grande, e poi prendono questi prodotti, siamo
vicini, non siamo lontani, e li portano al banco proprio per iniziare a responsabilizzarli. Non è sindaco che cominciamo a proteggerli troppo con sta storia e sto bambino piove, se è freddo e bisogna mettere 3 milioni, la sciarpa, il cappello, il berretto, e te vedi che sti bambini si cava via tutto perché è sempre caldo. Dottor Martellossi, non siamo diventati un po' troppo protettivi, sti qua non ve li poi veramente più, e dopo li troviamo che fanno delle cose terribili. Un po' sì, la nostra società è una società, no, che tende a proteggere, siamo anche una società che ha molte preoccupazioni che una volta probabilmente non c'erano, ma perché è cambiato il mondo. Credo che il sindaco sorrideva, non credo che lei, credo che sia stata una mamma invece che cercava, come posso dire, responsabilizzare rapidamente, l'ho intuito da come l'ascoltava. È vero, è difficile. Allora, il sindaco ha detto una cosa, purtroppo anch'io non sempre sono riuscito e riesco a fare quello che poi so che dovremmo fare come genitori. Viviamo in un mondo frenetico, i tempi sono stretti e quindi non sempre per esempio si riesce ad andare a accompagnare i figli a scuola a piedi, bellissima cosa peraltro, no? Anche per noi sarebbero un momento di movimento anche per noi, anche di condivisione che si parla, però bisogna tendere a quello in ogni modo. Dopo bisogna essere anche concreti, ognuno cerca, però bisogna dare le possibilità di farlo, no? Sì. Ecco, quindi bisogna dare le possibilità di farlo e poi anche ogni genitore ha la sua responsabilità. Io credo di sì, credo che noi in questo momento come genitori, perché anch'io ho 2 figli grandi e un figlio un po' più piccolo, 16 anni, siamo più piccolo dei più grandi, perché alcuni altri hanno 30, 33, quindi ormai sono adulti, ma sono sempre i miei bambini, perché così è. È vero, sono sempre i nostri bambini, perché è giusto che sia così. Sì, la tendenza a proteggerli c'è. Eccessiva, troppe paure. Troppe paure. In un mondo che dal punto di vista poi concreto è più sicuro degli anni 70, se vedete. È più sicuro degli anni 70, quindi il nostro problema è il traffico, quello è il grosso problema, che muoversi oggi col traffico diventa più difficile, anche che sono meno i bambini. Essendo meno i bambini, le priorità, chiamiamole così, politiche, ma non nella politica intesa nella parola generale, no? Okay? Inevitabilmente si spostano verso quello che è la maggioranza della popolazione, perché è normale che sia questo, no? Quindi la popolazione invecchia, ci sono sempre più persone anziane, la tutela della persona anziana è un problema importantissimo nella nostra società che va preservato e attenzione, però certamente l'attenzione ai bambini all'età pediatrica è diminuita in questo periodo qua. Dottor Martellossi, la interrompo un secondo perché abbiamo una telefonata da Mantova, se no mi cade la linea, poi riprendiamo. Lino da Mantova, ciao Lino. Ciao Mirella, complimenti sempre per l'emittente e anche al dottore e alla signora che c'è lì e lei. Grazie. Dottore, mi è piaciuta le parole che ha detto prima sull'alimentazione. Lei ha consigliato le cose naturali. Lasciare a parte salumi in gran parte, non si dice, ma ha fatto bene iniziare in giovane età, perché quando, queste sono parole profetiche, stia ben attento, lei lo sa meglio di me, quando l'uomo, il figlio dell'uomo verrà insegnato è di mangiare più frutta e verdura e meno carne, animali e così via, le tante malattie si staccheranno da te, saranno molto lontano. Entro il 2000 l'ha detto inizierà questo, difatti prima non si parlava di questo. Ecco, tanto grazie dottore, non voglio dire. Lei signora Mirella, ho sentito i suoi discorsi, mi piacciono sempre di più, molto chiari, e mi piace aver parlato, mi permetta, anche con la sua segretaria per via dell'avere, diciamo, le visite in un certo tempo. Adesso è stata approvata questa legge e lei mi fa piacere che l'ha detto tempo fa, l'ho sentito con una sua trasmissione. Complimenti, non voglio dire altro, mi scusi se ho disturbato. Arrivederci e grazie a tutti. Pasti, no? 5 pasti. Grazie Lino. 5 porzioni di frutta e verdura al giorno è quello che l'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia per una buona salute.
E io poi dico questo, poi mi fermo e dico, ma io ce la faccio a mangiare 5 porzioni di frutta e verdura al giorno? No, ma perché adesso bisogna parlarsi anche la frutta e la verdura, al di là del costo, ma anche preparata, Cioè, ci sono tante cose, come posso dire, le variabili sono veramente tante. Però noi dovremmo dire, si mangia 5 porzioni di... Cosa significa? Che ogni volta che si fa un pasto ci deve essere o la frutta o la verdura. Sempre. Sempre, dalla colazione alla cena. Solo in questo modo si riesce a fare... E poi noi lasciamo la verdura a fine pasto, no? Mio figlio non mangia la verdura, ci credo, ha mangiato 2 etti e mezzo di pasta, la bistecca impannata e poi gli do 2 foglie di insalata. Basterebbe che la verdura facesse parte del pasto principale. Ok, quindi bisogna mangiarla prima? Certo, prima o assieme, no? Ecco, ci sono quindi dei modi, e poi le verdure si possono mangiare in tutti i modi, in qualsiasi modo. Quindi 5 porzioni di frutta e verdura al giorno. In Giappone c'è una popolazione che è molto longeva e loro mangiano 11 porzioni di vegetali al giorno. Quindi ormai questo si sa, che non significa demonizzare la carne, ok? Significa che la nostra alimentazione deve contenere un alto contenuto di fibre, frutta, verdura, apportano vitamine, apportano fibre. Questo è indubbio. Dottor Martellossi, un'altra cosa importante da capire, io ho avuto una dietologa e dice l'importanza della pasta, soprattutto della dieta mediterranea, ma la pasta, non pane ma pasta. Quanta pasta deve mangiare un bambino, un ragazzo? Loro sono propensi anche alla pasta, a dire il vero. Nello sport si vedono le pasta asciutte, io quando vado, certo. Ecco, nello sport si mangia la pasta asciutta. Per forza, perché apporta carboidrati a lunga catena, okay, che rilasciano quindi il glucosio un po' alla volta, e quindi nello sforzo fisico per me non è come mangiare lo zucchero semplice che entra rapidamente, no, in circolo. La pasta è un carboidrato che permette un rilascio lento, quindi è un ottimo alimento. Il 50-60% delle calorie che noi assumiamo deve essere di carboidrati. Avete capito? Ok, quindi a seconda dell'età, poi se ho un figlio di 16 anni che fa allenamento di rugby 5 volte alla settimana avrà un fabbisogno calorico diverso se un figlio magari che non fa sport o fa un altro sport, e quindi il rapporto tra l'attività fisica e le calorie è molto importante. Quindi non demonizzare la pasta, è un ottimo alimento, poi la pasta di grano duro, a differenza magari del pane e della pizza, che sono ottimi alimenti anche quelli, ma sono lievitati, no? E quindi tendono a gonfiare. La pasta è anche molto più facile da gestire per l'apparato gastrointestinale, quindi pesa di meno quando si fa l'attività sportiva, quindi pasta certamente sì. Certamente. Meglio se facciamo la pasta come con le verdure magari, no? Ecco, un po' come fanno al sud, dove sono abituati a mangiare. Noi apparteniamo a il nord-est, non abbiamo quella cultura della verdura come altre parti d'Italia, bisogna riconoscerlo, no? Se io ho i ricordi c'è il maiale, c'è la carne. La carne, sì. Certo che c'erano anche gli orti, quando c'erano anche gli orti, però insomma i prodotti, la polenta, no? E quindi c'è anche un fatto un po' culturale. Quando si era poveri la carne si mangiava poco perché si teneva per i momenti di festa, la domenica, ok? Un mio professore diceva, noi abbiamo degli istinti primordiali nel mangiare, no? Predileggiamo il dolce perché quando si era molto poveri, uomini primitivi, il dolce significava incamerare molte energie e si tendeva a evitare l'amaro perché poteva essere un veleno, cioè le piante. Solo che adesso siamo uomini primitivi perché gli istinti sono circa quelli in un supermercato. Lei capisce bene che l'istinto dell'uomo primitivo in un supermercato è quello di fare razzia. È una cosa molto banale, però a me piace molto perché in effetti quindi è educativo, perché i nostri istinti, cioè mangiare bene è educativo, perché il nostro istinto è quello di, fino a non poco tempo fa, incamerare tante calorie, serviva per i momenti di magra, ok, che erano frequenti. Certo. Non c'era. E noi abbiamo ancora quell'istinto lì e dobbiamo però saperlo gestire in un mondo che è completamente diverso, e quindi qua ci vuole l'educazione, perché altrimenti il bambino istintivamente dopo una certa età andrà a cercare determinati cibi e bisogna noi fargli provare gusti diversi, sapori diversi, farlo mangiare, allora in questo l'aiuta. 50% genetica, 50% educazione è quello che un po' guida anche le nostre scelte alimentari.
Allora, Sindaco Bedì, io volevo invece dirle una cosa importante che ho sentito e volevo sentire anche la sua impressione, come commenta. Ho avuto il sindaco di Casale, la quale ha cercato di fare una mensa all'interno della scuola a base di frutta, verdura, molto ristretta. Ed è successo il finimondo. Certo. Questi genitori si sono presentati dal sindaco dicendo: mio figlio non lo porto più a mangiare in mensa, me lo porto a casa, viene a casa affamato, non mangia, non riesce a mangiare quelle cose là. La sindaca poveretta era disperata. Ma si riesce a far capire a questi genitori, il sindaco, che quando fate una cosa buona devono anche lasciarvi lavorare, ecco, perché veramente sennò non ne andiamo fuori. Questi portano i bambini via dalla mensa perché non mangiano, invece di capire che stanno cercando di far capire l'importanza di mangiare sano. Prego, sindaco. Sì, non è così facile riuscire a far capire che le scelte che magari un sindaco può fare sono anche proprio per, non dico sopperire, ma insomma per contribuire a quella parte educativa fondamentale per i nostri ragazzi, fra cui anche l'alimentazione, perché insomma abbiamo sentito anche il dottore quello che ha detto, io condivido tutto, non è sempre facile riuscire a insegnarlo ai propri figli. Fortunatamente noi a casa mangiamo frutta e verdura a volontà, quindi anche le mie ragazze sono abituate a mangiarlo. Poi il fatto che purtroppo delle volte anche a casa si dà la merendina, si dà una cosa veloce al figlio, perché ancora abbiamo delle vite molto frenetiche, non abbiamo più il tempo di accudirli anche su questo, invece ci vuole tempo anche per questo. Quindi magari delle volte a scuola si fanno delle proposte particolari che poi magari proprio i figli che imparano portano a casa anche ai genitori che magari non le conoscono. Quindi abbiamo il processo educativo inverso, cioè i ragazzi imparano a scuola qualcosa che poi insegnano a casa ai propri genitori, e questo è fondamentale. Poi insomma io non so se questa mensa fosse tutta esclusivamente di frutta e verdura, perché in quel caso insomma sarebbe comunque una dieta un po' squilibrata, perché ci vuole un po' di tutto, come diceva bene il dottore prima. E credo che comunque anche noi abbiamo le mense scolastiche e in queste mense stiamo molto attenti, abbiamo proprio un nutrizionista, un dietista che segue quello che è l'alimentazione che viene data ai ragazzi e ai bambini a scuola, proprio perché sia equilibrata al massimo. Non sempre tutti sono soddisfatti anche di questo, perché è calda, perché è fredda, perché c'è quel pasto che mio figlio non piace, eccetera. Io posso dire che se a casa noi iniziamo a abituarli a mangiare tutto, poi mangiano tutto anche a scuola, le cose sono molto più semplici, se non lo facciamo poi ovviamente vengono fuori una serie di problemi. Ma vedi, quello che preoccupa, sindaco, è che non è la sindaca o il sindaco di Casale che ha deciso di fare questo, c'è una nutrizionista dietologa che ha deciso che in quella mensa magari ecco il menù doveva essere così. È questo che io non riesco a capire, perché sono dei professionisti che hanno studiato questo. È sempre questo genitore che supera sempre l'asticella, ma lascia che facciano veramente queste persone che sanno cosa fanno. È questo che non riesco a capire, come sui medicinali, sugli antibiotici. Ho a casa l'antibiotico, mio figlio ha la febbre, do l'antibiotico perché ce l'ho a casa. Cioè, io ho avuto il professor Garattini che era molto preoccupato per questo uso degli antibiotici, questi farmaci che i genitori, me l'ha detto l'amico, me l'ha detto e io do al mio figlio, e invece non può funzionare così. La sentiamo come commenta il dottor Martellossi, ma abbiamo Daniela da Mestre. Ciao Daniela. Niente, è caduta la linea. Prego, dottor Martellossi. Insomma, l'abbiamo detto, io credo che le politiche che i sindaci fanno sono giuste, bisogna farle, hanno degli ostacoli, ci mancherebbe altro, ma però le battaglie si fanno un po' alla volta, ci sarà chi protesta, ci sarà chi non è contento, ma non bisogna, come posso dire, perdere quella che è la linea. Poi non credo, l'ha detto benissimo il sindaco, che si mangiasse solo frutta e verdura, sarà stata una dieta che tendeva a mettere molti più carboidrati. Ma poi io volevo tornare un po' indietro parlando a questo, io vorrei tornare un attimo alle vaccinazioni. Fermo, perché c'è Daniela che ha richiamato. Prego Daniela. Buongiorno a tutti, sono contenta di poter parlare con voi di queste problematiche, perché sono un'assistente sanitaria in pensione
e parte della mia attività lavorativa l'ho svolta proprio nelle scuole, e quindi l'educazione al movimento, l'educazione alimentare è stata un leitmotiv della mia attività, oltre ovviamente ad altre cose e le vaccinazioni e via dicendo. Quello che posso dire è che mi rammarico del fatto che assistenti sanitari sono stati tolti dalle scuole, e questo è grave, è gravissimo, perché è un buco che fa la differenza. E a parte questo, io volevo anche dare delle mie valutazioni a proposito di come questa società sta andando avanti, perché è vero che i genitori sono sempre più di corsa, però è anche vero che la società è sempre più disgregata, e i genitori di una classe, per esempio, potrebbero anche mettersi d'accordo nel dire a turno ci prendiamo la responsabilità di andare a portare a scuola i bambini a piedi, no? E questo significa che il tempo che non occupo a portare mio figlio a scuola lo occupo magari a preparare un pranzo migliore, perché c'è anche da dire che ormai nelle famiglie non si cucina, basta andare nei supermercati e guardare i carrelli delle mamme. Cioè, è tutta roba pronta, tutta roba, non parliamo delle merendine, di queste cose qua. E poi sempre ai miei tempi ricordo che si cercava di far portare ai genitori delle merende sane, e anche lì ci sono poi stati dei problemi, perché l'HHCCP, ma insomma bisogna anche che magari il comune si faccia carico di fare degli interventi nelle scuole per cercare di stimolare anche un po' di attività genitoriale che vada nel fatti a casa e portati nelle scuole. Non si può, sicurezza alimentare, e vai, dopo chissà cosa mangiamo. Grazie Daniela, devo chiudere perché deve risponderti, se no non ce la facciamo, sia il dottor Martellossi che il sindaco Bedin. Allora, dottor Martellossi, come commentiamo e come finiva, che stava dicendo appunto questo discorso sulle vaccinazioni? Questa telefonata non fa altro che confermare quello che la strada che dobbiamo cercare. Difficile, siamo pieni di pregiudizi tutti, perché dobbiamo metterci tutti un po' assieme, però anche tutti assieme secondo me si può fare un po' alla volta. Io volevo tornare un po' da come abbiamo iniziato. Con un appello: vacciniamoci per la pertosse. Quest'anno c'è stato in Europa e anche in Italia un'epidemia di pertosse. La pertosse è una malattia che nei bambini molto piccoli può essere grave, a volte anche fatale. Vanno vaccinate le donne. Qui faccio un appello: terzo trimestre di gravidanza bisogna vaccinarsi per la pertosse. La malattia naturale pertosse e la vaccinazione purtroppo non valgono per tutta la vita, neanche la malattia naturale. L'immunità si perde. Cosa succede? Succede che le mamme, adesso le maternità sono anche più avanzate, non hanno più gli anticorpi per la pertosse. La vaccinazione per la pertosse si fa al terzo o quarto mese, e quindi il neonato 1, 2, 3 mesi, l'età in cui la pertosse è più grave, è a rischio di pertosse. Quest'anno, dopo alcuni anni, abbiamo avuto dei ricoveri. Quindi vaccinarsi per la pertosse nel terzo trimestre, vaccinare tutti i bambini per la pertosse. Io per esempio sono orgoglioso di dire che dopo che c'è stata questa epidemia di pertosse, io ho detto a tutti i nostri operatori sanitari della pediatria di Treviso: chi non si è fatto la vaccinazione oltre i 10 anni, vacciniamoci tutti, in maniera che almeno noi ci proteggiamo. Abbiamo avuto l'80% di adesione all'interno del personale. Ultimo, vacciniamo per il morbillo. Siamo ancora sotto il 95% di vaccinazione, che è il tasso in cui mette al sicuro dalla circolazione del virus. Voi vi ricordate che si parlava, quando c'era, e c'è ancora, il coronavirus, no? Il tasso di contagiosità, l'RT, uno ce l'ha, 6 lo prendono. Questo era quello e il Covid correva. Il morbillo ha 1 a 20, 1 a 18, cioè la malattia che ha la contagiosità più alta di tutte le malattie infettive.
Ok, siamo ancora sotto in Italia e anche in Veneto, seppur di poco, ma dobbiamo raggiungere il 95% di copertura vaccinale. Il morbillo è una malattia grave, non è una malattia semplice. Purtroppo le vaccinazioni sono vittime di se stesse. Perché? Perché da quando noi vacciniamo non vediamo più le malattie. Non le vediamo più, perché per fortuna io non ho mai visto una difterite, per fortuna il morbillo è raro, quindi non abbiamo la percezione della gravità di queste malattie, perché fortunatamente ci si vaccina. E quindi sono vittime di se stessi, perché ci preoccupiamo dei rarissimi effetti collaterali senza sapere invece qual è la malattia naturale. Il morbillo fa 1 su 1000 fa l'encefalite. Le reazioni avverse al vaccinazione per morbillo sono 1 a 100.000, capisce bene che ok, quindi vaccinarsi è un diritto, siamo fortunati a vivere in una società in cui il diritto di vaccinarsi è un diritto gratuito, ma è anche un dovere sociale. Ritorniamo un po' alla disgregazione della società. Vaccinarsi non se lo si fa solo per se stessi, lo si fa anche per gli altri, per difendere soprattutto quei poche persone che magari non possono vaccinarsi perché hanno avuto una malattia grave, hanno un'immunodeficienza, e quindi questi sono bambini che poi rischiano gravi conseguenze per la mancata vaccinazione del gruppo attorno, quella che si chiama l'immunità di gregge. Io mi vaccino in maniera che il virus non possa circolare. Dottor Martellossi, io ho avuto ospite il dottor Palù 15 giorni fa ed era appena uscita, che l'aveva detto qua il dottor Benazzi, che non si doveva più mettere la mascherina anche all'interno degli ospedali. Mentre ho trovato il dottor Palù perplesso su determinati reparti e si parla di fragilità, non c'è niente da fare, ma l'ospedale in sé è una fragilità. Lei è favorevole alla mascherina nel suo reparto oppure ormai è passata, non c'è più questo problema? Io credo che la mascherina sia ancora utile. Io credo, allora, al momento della visita, al contatto con i pazienti in un reparto, soprattutto in un reparto o di fragili, ematologia, terapie intensive, ma anche in un reparto come la pediatria, dove le malattie infettive respiratorie, non solo il Covid, ma la pertosse, ma l'influenza, ma il micoplasma, ok, ci sono, noi adesso continuiamo a portare la mascherina durante le visite. Certo, nelle visite negli ambulatori, nel momento in cui ci si trova, in questo momento qua portare la mascherina tutte le ore di lavoro è inutile e anche faticoso, ma nel rapporto dei pazienti, soprattutto il paziente ricoverato o gli ambulatori del paziente fragile, l'ambulatorio di ematologia pediatrica, si usa la mascherina. Perché credo che anche è una lezione che il Covid ci ha insegnato, e quindi la mascherina non ci protegge solo dal Covid, ma ci protegge anche di ridurre le infezioni intraospedaliere. Lavaggio delle mani, mascherina, sempre. Allora Sindaco, a lei invece dico questo, proprio si parlava di mangiare sano, pochi soldi, i dolci costano, i gelati costano. Sa le mamme del mio banco solidale, una in particolare cosa si è inventata? Siccome non aveva soldi per prendere i gelati, con gli omogenizzati alla frutta ha fatto i ghiaccioli. Ecco, e li ha portati poi al banco, è stata una cosa bellissima, per far capire, guarda Mirella cosa mi sono inventata per dare il gelato ai miei figli. E sa che è buonissimo, l'ho mangiato, dottor Martellò. Immagino. Capisce la creatività che riescono queste donne, ecco, per far capire l'importanza anche di questa donna che sa quanto è importante un gelato magari per il suo bambino e non riesce a darlo perché le posso assicurare che non hanno un centesimo in tasca, cioè non hanno neppure i soldi per prendere l'autobus per venire, perciò molte volte portiamo noi a casa la spesa perché ci dicono Mirella guarda che non ho la possibilità di venire. Ecco, per capire quanta attenzione dovete avere verso le fragilità e queste mamme che ce la stanno veramente mettendo tutta per sbarcare il lunario. Prego Sindaco. No, davvero è ammirevole questa cosa, chi ha meno riesce a fare di più, sì. Con tanto meno, di chi ha tanto e non riesce mai ad accontentare, tanto meno della messa scuola. Ma comunque, a parte questo è proprio la verità, ma anche cose semplici, perché si diceva prima, non abbiamo più tempo di preparare la merenda come si faceva una volta. Io mi ricordo, tornavo a casa da scuola, facevo il tempo pieno fino alle 4, arrivavo, mia nonna faceva il panino con l'ossocollo ed era la cosa più buona del mondo. Ci vuole un secondo in realtà a farlo, ma anche per favorire frutta e verdura, a dare una mela lavata a tuo figlio, la porti in macchina, lo vai a prendere a scuola, appena esce che magari deve andare a fare sport come succedeva a me,
di passi da mela, lui nella strada se la mangia e ha fatto una merenda sana e che fa bene e che gli dà anche, secondo me, il giusto contributo, un po' di energie che può servirgli per affrontare l'ulteriore parte della giornata, e questo è fondamentale. Poi siamo troppo protettivi con i figli? Sì, ne sono convinta. Io non sono sicuramente stata una mamma così, perché quando le portavo a scuola naturalmente intendevo fino alla quinta elementare, ma perché io abito 10 chilometri dalla scuola, quindi ovviamente non potevo mandarle a piedi. Però da quando hanno cominciato la prima media le ho mandate a scuola, perché andavo più avanti con la macchina senza andare per forza davanti al cancello, che c'era una fila di 50 macchine che aspettavano di far scendere il figlio proprio di fronte alla porta, perché altrimenti magari qualcuno te lo rapisce per strada, perché ormai pensano anche questo. Le lasciavo in un'altra via, facevano quei 500 metri a piedi, arrivavano a scuola ed erano a posto, anche perché così si svegliano, ragazzi, perché sennò quando hanno l'età che possono uscire con i loro amici poi siamo ulteriormente preoccupati, perché sono da soli, perché sono con gli amici, non sappiamo chi sono gli amici, la città è pericolosa, cioè delle cose assurde. Addirittura io quando andavo all'asilo, altro che capottina dal parcheggio fino dentro la scuola, ho fatto una riunione in una frazione di Monselice dove un nonno, e sicuramente al tempo in cui era bambino non c'erano tante precauzioni, si andava a scuola col vento, con la neve, con la pioggia, con la nebbia, in qualsiasi maniera. Sindaco, però sa, questi bambini mi fanno pena perché parcheggiano i genitori, che sarà a 50 metri il parcheggio della scuola, e d'inverno con la pioggia, con questi ombrellini, prendono freddo. Ho detto ma siete seri? Ho detto, ma lei quando andava a scuola andava così? È diventato grande, forte, è arrivato sano magari anche fino a 85 anni senza neanche la malattia, ma perché per esserci arrivato? Perché ha fatto una vita in cui non eravamo sotto una campana di vetro, e purtroppo dobbiamo avere il coraggio di capire che questa è la soluzione migliore per tutti, compresi per i nostri figli. Grazie, veramente grazie al sindaco Giorgia Bedin, sindaco di Monselice, secondo mandato Lega. Grazie al dottor Stefano Martellossi, primario di pediatria ospedale Canfoncello di Treviso, di essere stato con noi. Avete imparato tante cose anche questa mattina, riflettete. Grazie ai miei ospiti, pubblicità. Siamo in presenza di Maurina Sessolo, sindaco di Fontanelli, che ringrazio tantissimo. Buongiorno. Primo Grazie mandato. Grazie a voi. Primo mandato, secondo anno, sì. Civica? Una civica. Civica? Pura civica. Pura, assolutamente vogliamo pura anche civica. Capire, sa, pura sindaco. civica, assolutamente. Non so se abbiamo collegato, sentiamo cosa mi dice la regia. Allora, parliamo col sindaco o sindaca. Sindaco anche lei. Sì, sindaco Marina Sessolo. Cos'è che la preoccupa di più, sindaco, in questo momento dove il territorio sta soffrendo, anche Enrico, ex nord-est, dove c'è una povertà che aumenta, dei numeri veramente importanti, e il punto di riferimento, come si diceva prima, è il sindaco, perché dove vanno queste persone? Certo. Cos'è che la preoccupa di più, sindaco? Allora, il periodo storico, il contesto storico non è sicuramente dei migliori e non è bello, e presenta sicuramente delle fragilità e delle situazioni appunto di difficoltà, dal sociale a quello che è il mondo anche dei giovani, il mondo degli anziani. Quindi sicuramente per noi sindaci, noi amministratori comunali, delle preoccupazioni ci sono. Come diceva lei, dal punto di vista sociale, quindi la povertà, sicuramente ci sono delle situazioni fragili, delle situazioni svantaggiate, ai quali anche i comuni devono far fronte e prendere ovviamente dei provvedimenti. Siamo fortunatamente, io dico ancora, in un territorio piuttosto comunque felice, anche da un punto di vista economico, e quindi, parlando del mio comune in particolare, non ho situazioni veramente ancora così gravi. Certo, l'intervento in alcune famiglie c'è ed è giusto che ci sia. Aiutiamo anche come comune la Caritas, quindi diamo loro un contributo, degli aiuti, proprio perché poi di conseguenza possano aiutare chi ha più bisogno nel territorio, in particolare l'Opitergino Mottense, dove Fontanelle è situata, ed anche l'associazione San Vincenzo, sempre un'associazione locale che appunto sempre come sua finalità quello dell'aiuto ai più poveri e ai bisognosi, quindi l'aiuto da parte dei
nei comuni c'è. Ovvio che anche i comuni, proprio per il contesto storico, oggi si trovano in difficoltà, soprattutto per quella che è la parte corrente di un bilancio, quindi la possibilità anche di erogare contributi e pertanto degli aiuti. Non ultimo, assistiamo proprio in questi giorni ad una spending review, quindi ad un taglio che il governo fa anche nei confronti dei piccoli comuni, e anche per un comune quale il nostro, che avrà un taglio più o meno di 18.000 euro, ovviamente è una cifra importante. Sì. Sembrano pochi soldi detti così, ma in realtà per un comune di 5.700 persone come il mio, ovviamente 18.000 sono importanti, perché significa un ammanco in quella che è appunto la spesa corrente e pertanto meno servizi, andare poi a tagliare dei servizi se ovviamente non si riescono a reperire soldi da altre fonti. Pertanto ecco, la preoccupazione sta proprio in questo, quindi una mancanza di entrate con dei tagli che ci arrivano ovviamente anche dagli enti superiori, e dall'altro lato una richiesta che è sempre ovviamente più incalzante, sia da un punto di vista sociale ma anche per quella, come dicevo prima, per un intervento che i comuni dovrebbero fare per creare spazi, momenti per i giovani che hanno bisogno oggi di trovarsi tra giovani, di avere dei momenti appunto da potersi incontrare, da condividere, proprio per allontanarsi anche da quella che è oggi una piaga, ovvero la solitudine, portata vuoi dal periodo del Covid, vuoi dai social, quindi dai cellulari che ci isolano sempre di più, ci fanno incontrare sì amicizie appunto nascoste online eccetera, ma poi a livello proprio di incontri veri e propri mancano. Quindi ecco, quello che preoccupa sicuramente sono questi due lati, proprio il sociale, gli anziani, la solitudine degli anziani, quindi anche lì intervenire con l'andarli a trovare, capire se tutto procede bene, se anche loro da un punto di vista economico stanno bene e riescono a far fronte appunto alla vita e alla quotidianità. Il rincaro, abbiamo assistito tutti nel ultimi periodo insomma del 2022-2023, il rincaro importante anche del costo dell'energia, che ha non poco provato le famiglie tutte, ma in particolare coloro che hanno introiti ovviamente un po' più bassi. Allora Sindaco, quello che invece mi preoccupa è questa mancanza di strutture per questi diversamente giovani che vogliono entrare nelle RSA. Non ne abbiamo, anche se vogliono a pagamento pagare non ci sono, però andiamo a parare su cose che al momento, a mio avviso, potrebbero essere tranquillamente messe da parte, perché abbiamo una popolazione che invecchia, abbiamo una popolazione proprio di diversamente giovani che hanno già sofferto abbastanza e sacrificato abbastanza e ancora adesso non riescono a trovare serenità. Sono famiglie molto preoccupate perché questi anziani non vanno assolutamente lasciati da soli, i figli magari sono lontani oppure hanno un lavoro che non gli permette di stare a casa, le badanti se riesci a trovarle, perché anche l'appunto di domanda chi, come, cosa, quando, con dei costi veramente importanti, non si riesce a venirne fuori. Non pensa che invece proprio il governo dovrebbe attenzionare molto di più questi servizi alla persona? Perché noi sentiamo parlare di fondi del PNRR che sono anche arrivati anche ai comuni con dei progetti importanti presentati come PNR, però erano stati all'inizio designati per il terzo settore, che vuol dire a 360 gradi, invece noi abbiamo visto costruire tanto cemento, ma se poi all'interno non abbiamo le figure da riempire queste strutture create, invece di riuscire a capire che forse era più importante dare servizi alle persone anche a casa, a mio avviso non andiamo da nessuna parte. Il problema è che queste persone non è che possono aspettare una vita, perché hanno già un'età avanzata, anche se io li chiamo sempre diversamente giovani, a loro piace, però dobbiamo dare delle risposte immediate. Prego Sindaco. Questo appunto dicevo è un'altra delle preoccupazioni di noi amministratori comunali, perché in effetti la popolazione sta invecchiando, siamo sempre più anziani rispetto ovviamente ai giovani, la denatalità ovviamente negli anni ha portato a questo, quindi scuole che si svuotano, ma appunto strutture per
diversamente giovani che invece vengono riempite, e quando appunto sono assolutamente piene, ovvio che chi non trova posto è un grosso problema. È un grosso problema soprattutto se questi diversamente giovani non sono più abili e quindi non sono più in grado di sostenere, diciamo, il quotidiano, quindi autosufficienti. Pertanto diventa un problema, perché come diceva le famiglie oramai sono sempre più da sole, quindi la famiglia giovane deve lavorare per poter ovviamente mandare avanti la famiglia, e pertanto molto spesso non si riesce proprio a stare insieme ai nostri anziani, vigilarli, aiutarli e stare accanto, e questa è davvero una grande problematica, perché appunto le strutture sono anche tante, ma nella realtà dei numeri sono assolutamente poche, non tutti da un punto di vista economico possono permettersele, e quindi questo sta diventando un problema che deve essere affrontato anche da noi comuni, quindi capire come intervenire, e come diceva lei anche con una certa velocità, perché l'età non aspetta e quindi dobbiamo essere pronti. Purtroppo forse delle politiche precedenti che non hanno tenuto conto proprio, diciamo, con lungimiranza di come si stava trasformando il mondo. Esatto, e non programmare. E perché non si programma, oggi, sindaco? come diceva lei, purtroppo il PNRR, quindi tante risorse vengono incanalate in quella che per esempio è anche la digitalizzazione, tutto il mondo della digitalizzazione, che se da un lato va bene perché ci porta a snellire, speriamo, la burocrazia, certe procedure, lo vedo anche nel comune, abbiamo ricevuto tantissimi soldi per la digitalizzazione, quindi siamo riusciti a sistemare tutto quello che è appunto la parte del web, quindi il sito, quindi la possibilità che da casa l'utente, il cittadino, possa scaricarsi una miriade di documenti, di moduli, possa richiedere certificazioni, piuttosto che tantissime cose, quindi evitare non so, gli appuntamenti in comune, evitare di muoversi da casa, tutto questo che va benissimo, è una cosa che può, ripeto, snellire, ma dall'altro forse mancano proprio quelle risorse e quindi anche le attenzioni a un mondo che oggi forse chiede appunto più attenzione. Livio da Padova, ciao Livio. Mirella, ciao, e buongiorno al sindaco di Fontanelli. Dunque, non crede lei, signor sindaco, che se ci fosse, diciamo, se il Veneto avesse la cosiddetta autonomia, che poi non è un'autonomia, non è una regione speciale, con trattamenti completamente diversi da tutte le altre. Comunque, se ci fosse questa autonomia che prevedesse anche un residuo fiscale di soldi, di SCEI, diciamo noi, no? Non crede che i comuni come il suo potrebbero aiutare molto di più gli anziani, i bambini, le persone che sono in difficoltà? Perché questa anche nel Trentino ci sono piccoli comuni, ma essendo una regione autonoma, i comuni piccoli piccoli e grandi hanno molti più soldi per aiutare i cittadini che ne hanno bisogno. Ecco, volevo solo sentire e sapere come la pensa. Grazie. Grazie a te Livio, allora sentiamo il sindaco come risponde. Sì, allora oggi si parla di questa autonomia che insomma è un po' passata e quindi vedremo poi il risvolto che avrà anche a breve. Ritengo che il sistemare da un punto di vista sanitario, sociale, il nostro paese non sia semplice, proprio perché, ripeto, una popolazione che sta invecchiando a dismisura e che ha bisogno di tante strutture e nelle strutture poi di tante persone, di tante figure professionali che le possano seguire, che hanno un costo importante, perché il costo della vita oggi è aumentato tanto e quindi tutto ha veramente dei costi, lo vediamo anche appunto a livello di comune, ha dei costi molto molto importanti. Quindi se l'autonomia, il tenere qui le nostre risorse può in qualche modo favorirci, ben venga. Ritengo però che è sempre l'unione che fa la forza e che fa crescere un paese, perché oggi noi dobbiamo pensare che dobbiamo essere anche come paese concorrenziale con il mondo e quindi forse il dividerci o il creare differenze potrebbe anche non portare effettivamente a quello che tutti pensiamo. Quindi se è un'autonomia pensata per avere delle risorse distribuite anche poi in maniera equa in tutti
tutto il paese e creare sicuramente delle strutture e situazioni che ci portino dei benefici, assolutamente questo ben venga, però è come si diceva prima, l'importante è la programmazione e crederci a questo. Ecco, poi ma perché non si programma, Sindaco? Perché i medici di base sono andati in pensione, voi ne avete pagato, parlo in generale, le conseguenze, perché i cittadini chiamavano voi, come mai? Eppure si sa, perché c'è una data, che è un'età che si sa benissimo. Noi dobbiamo capire perché non si programma, eppure è un paese che ha bisogno di programmazione, dai, se no non ne veniamo fuori. E abbiamo anche le persone che potrebbero fare questo, ma perché continuiamo a dire non si è programmato invece che dire magari si è programmato sbagliato, ma si è programmato? Cioè non riesco a capire, ma paghiamo le persone perché? Che dovrebbero essere quelli anche che programmano. Prego. Sì, penso che oggi oramai, proprio per il punto nel quale ci troviamo e le situazioni di difficoltà che viviamo, dobbiamo più che pensare al passato ora guardare da oggi e andare avanti ed iniziare, se è vero che è mancata una programmazione, iniziare a pensarci davvero e velocemente e agire in questo momento qui, quindi senza più guardare tanto elettorato, senza più guardare tanto insomma quello che può essere un ritorno personale di gruppo, del partito o altro, ma guardare proprio la cittadinanza, sentire i bisogni e cercare di intervenire. Non è facile, perché a parole tutto è semplice, per tutti è facile, dobbiamo programmarci, dobbiamo costruire, non è semplice. Se io guardo al mio comune, fortunatamente da un punto di vista medico siamo davvero fortunati, perché abbiamo un centro di medici riuniti che funziona, che ha un numero adeguato di medici, che anzi riesce a soddisfare anche i pazienti dei comuni limitrofi, che magari appunto in comuni dove i medici se ne sono andati, appunto non sono stati ancora rimpiazzati, quindi fortunatamente abbiamo un centro medico che è direi un fiore all'occhiello, ecco, nel nostro territorio, quindi da quel punto di vista lì almeno come comune non ho sentito e non sento queste lamentele. Ecco, detto questo, ripeto, non è semplice, perché bisogna appunto avere delle strutture adeguate, avere spazi per poterle ovviamente anche istituire e sicuramente appunto le risorse da poter anche introitare. Sessolo, io non devo essere fortunata, oggi, lo dico tante le mattine, certo. di avere il sindaco Sessolo questa struttura. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, che è il medico di base, il medico di famiglia. Claudio da Marano Vicentino. Vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Quando si parla di sinistra o destra, sentite, quando si parla di sinistra o destra si parla di un ceto sociale, nel senso che se si va a sinistra sono i salariati, se si va a destra sono imprenditori e chi vive in rendita. Stavo adesso guardando praticamente la Lombardia è governata dalla destra, e stavo guardando un filmato di un gruppo che si chiama Urbex, e stavano visitando un ospedale abbandonato con dentro letti, armadi in acciaio, lavandini, cioè tutto. Allora hanno abbandonato un ospedale, ma enorme, ed è là che in mano ai vandali. Ma non è l'unico. Ne ho visti molti io in internet di ospedali abbandonati. Allora, come stanno gestendo sta sanità in Lombardia? Come la vogliono gestire in Veneto? È quello che mi preoccupa. Non so, andate su YouTube, digitate Urbex e vedete questi ragazzi che vanno dentro con le telecamere a filmare ospedali con tutte le attrezzature dentro vuoti. E io non so, e poi vengono a parlare che i soldi restano qua se votiamo le autonomie. Buona giornata signori. Abbiamo sentito le riflessioni di Claudio da Marano Vicentino, prego sindaco Sessolo. Come dicevo prima, sicuramente non è stata data la giusta attenzione a quei problemi che sarebbero sorti appunto in questi anni e che sono esplosi, se vogliamo, dopo il Covid. Il Covid ha portato alla luce sicuramente tante problematiche. Ripeto, dobbiamo guardare avanti e dobbiamo cercare tutti insieme, senza nessuna bandiera di partito, senza assolutamente nulla, ma cercare di fare qualcosa di buono e di bello per appunto la nostra società, partendo appunto dalla sanità e dal sociale, che è oggi il settore che assolutamente ha più bisogno, perché poi prende nel suo interno dai bambini ovviamente appunto ai più anziani, e quindi a loro
vanno dati ovviamente questi servizi ai bambini, ripeto, le scuole adeguate, scuole in salute, e agli anziani appunto quelle strutture, se possibile anche quegli ausili per poter rimanere a casa, magari vicino ai propri cari, o in strutture che siano magari non come le case di riposo che abbiamo oggi, ma magari strutture più piccoline dove c'è magari quel clima un po' più familiare, quindi famosi anche co-housing. Esatto, stavo dicendo appunto per esempio i famosi co-housing, quindi anche lì avere il coraggio di poterli strutturare, di poterli avviare e poi farli però funzionare, perché il problema, ripeto, è non solo creare la struttura ma farla poi funzionare. Oggi sappiamo benissimo che ci manca personale nelle RSA piuttosto che negli ospedali, manca personale, quindi è anche quello un problema, non è solo un problema di struttura o di soldi, ma è un problema anche quello della manodopera, delle professionalità, delle persone che si dedichino poi a queste attività. Però dove vogliamo le strutture le facciamo e anche programmiamo bene. Allora andiamo a sentire, visto che si parla molto anche di Olimpiadi, cosa pensano i bassanesi delle Olimpiadi, perché mancano le strutture, però ne vediamo che stanno sorgendo di altre e delle volte ci vengono anche dei punti di domanda molto importanti, Sindaco Sessolo. Andiamo a sentire cosa dicono i bassanesi. La magia dei Giochi Olimpici sta per iniziare. Mancano ormai poche ore alla cerimonia di apertura e all'accensione del braciere di Parigi 2024 e la città di Bassano abbraccia simbolicamente i suoi atleti con questo striscione appeso oggi all'esterno del municipio. Bassano del Grappa sostiene i suoi campioni, la 27enne Rebecca Sartori la vedremo gareggiare nei 400 metri ostacoli e il maratoneta 31enne Eyob Faniel. Un messaggio semplice ma per dimostrare la vicinanza di tutta la comunità bassanese a questi due ragazzi che sono l'orgoglio di questa città ma anche l'orgoglio della nazione intera, e ovviamente gli auguriamo ogni bene. Noi volevamo già presentare questa loro avventura alle Olimpiadi attraverso una conferenza stampa, per ovvi motivi non è stato possibile. Bassano vivrà nuove emozioni ricordando anche i grandi campioni di casa, gli atleti che in passato hanno conquistato medaglie olimpiche. È un territorio che ha sempre dato anche in termini sportivi grandi soddisfazioni, quindi speriamo che anche questi ragazzi riescano a raggiungere i loro obiettivi e ce lo auguriamo tutti come comunità bassanese. E con Rebecca Sartori e Eyob Faniel dal Bassanese partiranno anche altri atleti, Paolo Conte Bonin, nuotatore di Tezze sul Brenta, e il pallavolista Mattia Bottolo, residente a Romano de Zelino. Speriamo anche al loro ritorno di festeggiarli a dovere, magari anche con qualche medaglia, ma soprattutto voglio far capire ai ragazzi bassanesi l'importanza di dedicarsi alle proprie passioni, perché alla fine poi i risultati arrivano sempre. Questi sono i veri influencer da seguire, questi sono i modelli per i giovani d'oggi. I modelli per i giovani d'oggi. Prima si parlava, Sindaco, proprio di questi modelli, ma anche dello sport, che purtroppo anche il calcio costa. Si inizia a fare sport dalla quinta elementare. Il dottor Martellossi invece diceva bisogna iniziare prima dall'asilo, bisogna far muovere questi ragazzi. C'è un'obesità che preoccupa, perché poi quando diventano grandi al momento non si vede, ma ci sono problemi, e soprattutto l'importanza di fare sport, ecco, di ampliare la conoscenza di fare sport anche a questi genitori. In qualche maniera dobbiamo pur smuovere questi ragazzi. Prego. Sì, lo sport ovviamente sappiamo che è salute sicuramente, perché i ragazzini oggi tendono ad avere una vita più sedentaria rispetto a un tempo, perché magari anche le condizioni di vita sono cambiate. Oggi non viviamo più la maggior parte della popolazione in campagna, con case grandi, giardini, campi dove liberamente magari un tempo si poteva correre anche in sicurezza. Oggi nelle città o comunque negli appartamenti o nelle case per il poco tempo, ovviamente questi bambini sono quasi sempre rinchiusi all'interno di casa, in inverno sono a scuola magari anche il pomeriggio, quindi l'attività fisica è sicuramente meno di quella che si faceva un tempo, e quindi ecco la necessità che ci siano queste società sportive anche nei nostri piccoli comuni, dove questi ragazzini possano trovare il loro spazio, il loro sport preferito e quindi muoversi. Salute sia fisica ma anche ovviamente psicomentale, se vogliamo, perché ovviamente fa bene, perché stare in compagnia, scambiarsi appunto con i propri compagni è comunque
comunque una salute molto molto importante, la socialità è importantissima, proprio perché, come dicevo prima, mi riallaccio, ovviamente si staccano almeno per quell'oretta, oretta e mezza, 2 alla settimana, anche da quelli che sono oggi i social, i cellulari, i quali i giovani sono molto 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 legati, quindi liberano la mente, uno sfogo per la mente, e soprattutto il gioco di squadra poi è importante per loro per saper vivere, condividere le cose, saper conquistare un qualcosa insieme e non da soli, quindi insomma è una salute a 360 gradi. Poi è ovvio che più si sale di categoria, poi ci sono anche quelle, diciamo, gli introiti economici e tutto quello che ci va dietro nel calcio in modo particolare rispetto ad altri sport. Serve comunque anche lo sport ad alto livello, perché per i piccoli è comunque sempre uno stimolo, quindi anche le Olimpiadi e quindi i costi che ovviamente questi comportano, che sono sicuramente tantissimi, e se facciamo un raffronto naturalmente ci viene da dire: ma perché così tanti soldi spesi in campionati, in Olimpiadi, perché così tanto pagati questi sportivi e poi ci manca il pane per alcune persone o addirittura appunto le strutture? Certo, se il raffronto viene fatto in questo modo è ovvio che c'è una certa disparità. Dall'altro dico che è importante appunto anche che ci sia dello sport ad alto livello, ci siano appunto queste Olimpiadi, questi avvenimenti, questi eventi così importanti, perché comunque c'è sempre un giro importante da un punto di vista economico, quindi un'economia che gira, un'economia che spazia. Certo è che la giusta attenzione va data anche i conti li faremo dopo, a quello, però, Sindaco, esatto, i conti li vedremo alla fine, perché sento dei numeri all'inizio e dicono: ma dove trovano questi numeri? Abbiamo già visto cosa è successo, ecco, dando certi numeri che poi invece sono risultati contrari. E anche qui sempre quella che si diceva prima, la programmazione, il senso civico anche delle persone, la coscienza delle persone, di chi ovviamente deve programmare il mondo e quindi anche il futuro. È ovvio che il giusto equilibrio lo si deve trovare, anzi è obbligatorio sempre di più che venga trovato per dare il giusto riscontro allo sport come alla cultura, piuttosto che appunto al sociale. Allora, visto che abbiamo parlato di diversamente giovane, andiamo a vedere, andiamo a Vicenza, anziani estate, andiamo a sentire. Per i nostri nonni, per le persone anziane della nostra città, ricordiamo che anche quest'estate ci sono dei punti di ritrovo dove poter stare assieme, ma soprattutto al fresco. Ci sono diversi centri di aggregazione sociale divisi per tutti i quartieri, dove c'è l'aria condizionata, dove ci sono anche ricche attività e programmi culturali e di aggregazione. Per informazioni si può sempre rivolgersi allo sportello solidale, che risponde allo 0444 22 10 20, dove potete richiedere le attività che vengono fatte, ma soprattutto conoscere qual è il centro di aggregazione sociale per anziani più vicino alla propria abitazione. Allora, Sindaco, ho fatto vedere questo servizio perché io vorrei capire se veramente riusciamo a fare tutto quello che vorrebbero queste persone, che è stare assieme. Molte persone non conoscono i servizi che ci sono nel loro territorio, tanto è vero che una signora ha chiamato un sindaco e diceva: io faccio questo, 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 questo. Lei ha chiamato in diretta e ha detto: sindaco, io non so mica di quello che lei ha fatto, mi avrebbe fatto anche piacere partecipare. Forse dobbiamo arrivare più da queste persone, capire chi sono, dove sono, fare, io da anni che dico, un censimento: chi sono i nostri diversamente giovani, come vivono, dov'è che devo aiutare di più, essere un po' più attento, perché se no non andiamo da nessuna parte. C'è una solitudine che spaventa, sono persone che non riescono più a fare le scale perché non hanno l'ascensore e perciò sono chiuse in casa, anche se avrebbero piacere di muoversi. Secondo me non c'è questa unione, questa sinergia tra associazioni di volontariato e servizi sociali. Perché se tutti facciamo tutto, e lo dico sempre, il cane di 7 padroni muore di fame. Noi dobbiamo sapere chi fa cosa e dove andiamo ad aiutare e potremmo aiutare. Ma se i servizi sociali non ci danno questi nomi e cognomi, noi a queste persone non ci arriveremo mai e poi magari li troviamo a casa morti nel silenzio totale. Per fortuna che ci sono i vicini, anche se dicono i vicini, no, i vicini chiamano, perché quando non vedono aprirsi un balcone chiamano, perciò forse dovremmo fare più sinergia con i servizi sociali. Cosa dice il Sindaco?
Sì, ci deve essere e deve sempre più aumentare il senso di comunità, che forse in questi anni di progresso ovviamente si è perso. Tutti tendiamo a badare alla propria situazione e quindi ovviamente ci dimentichiamo appunto del vicino piuttosto che insomma della comunità. Bisogna ritornare forse ad un maggior senso della comunità, quindi a starci vicino e a collaborare. In un comune piccolo ovviamente questo si riesce a fare anche più facilmente rispetto a quella che è una città dove appunto più grande la gente si conosce meno. In un paese piccolo, bene o male, insomma, ci si conosce tutti e di un po' tutti si conosce la situazione. Quindi noi abbiamo anche dei cittadini che ci avvertono di alcune situazioni di disagio o di svantaggio, perché tante volte non le si conosce, anche i nostri servizi sociali non ne conoscono l'esistenza, perché magari quella famiglia o quella situazione non si viene a presentare, non viene in comune a chiedere aiuto, vuoi perché non ce la fa, vuoi perché ha un senso di frustrazione, perché non vuole, quindi molto spesso non c'è la mancanza di volontà di arrivare, ma proprio perché non si conosce la situazione. Scusi, Sindaco, facciamo una parentesi, però nel momento che questo diversamente giovane viene ricoverato in ospedale e poi viene dimesso, visto che anche l'ospedale è fornito di servizi sociali, se ci fosse questa attenzione tra servizi sociali dell'ospedale e servizi sociali del comune dell'anziano, forse le cose si potrebbero sapere. Io mi trovo anziani che chiamano, prima ho chiamato il sindaco di Montebelluna, l'ho detto per un anziano che ha chiamato qua e non so cosa sia successo, perché c'è qualcosa che non gira, cioè non conoscono, ma questo è un nome e un cognome, pagano le tasse, cioè siete voi che dovete secondo me capire chi vive nel territorio e dove essere attenzionato di più quella persona. Allora, le dico però, Mirella, che il rapporto tra ospedale e assistenza sociale, servizi sociali dei comuni c'è, perché noi abbiamo molte situazioni già appunto comprovate nelle quali l'anziano che era in ospedale, ma laddove anche il medico, l'infermiere avvisava la necessità che poi fosse seguito, il nostro assistente sociale veniva comunque avvisato e quindi ecco che lì iniziava questa sinergia per capire se poteva essere, una volta dimesso, ritornare a casa oppure essere inserito in una qualche struttura, e da lì quindi poi partiva l'iter per questa situazione. Pertanto diciamo che c'è anche questo scambio di informazioni. Sì, ma lei bisogna che parli in generale, perché io capisco che da lei funziona, ma io le porto quella che in generale non funziona così. Immagino, come dicevo, che nel comune piccolo, e l'avevo appunto anticipato, nel comune piccolo forse è più facile, capisco che nella città la situazione diventa anche un nel po' comune. Io ho trovato più complicata. Il sindaco Sesso, qua del un comune vicino piccolo, che ha chiamato un signore in diretta, poi ho chiamato questo signore ed era veramente in crisi. Quando ho chiamato il sindaco ho detto: Mirella, io l'ho trovato l'altro giorno, non sapevo niente di questa storia. Delle volte capisce che anche la riservatezza, noi siamo così culturalmente, ci vergogniamo di più di dirlo al sindaco che non di chiamare Mirella e di dire: vieni, chiamami perché sono disperato. E in effetti era proprio disperato, e il sindaco fa: ma guarda che l'ho trovato 3 giorni, scusa, vai a vedere, perché mi ha chiamato. Ed era vero, lui si vergognava, come dice lei, perché culturalmente anche nei comuni piccoli dove ci si conosce tutti c'è ancora più vergogna. C'è vergogna. Non c'è meno vergogna, c'è ancora più vergogna di dire: mi trovo in questa situazione imbarazzante, aiutami. Ecco, forse anche questo che dobbiamo crescere culturalmente e fare più squadre. Per questo più dico che non è vero che il comune piccolo è tutto bello come la famiglia del Mulino Bianco. No, delle volte ci sono situazioni, anche come Baby Gang, sto parlando, non solo di anziani, che vanno monitorate molto di più. Prego. Sì, poi da tenere presente che in molte situazioni nelle quali si riesce ad arrivare, magari i servizi sociali non sono accettati, perché non sempre quella famiglia o quella situazione che ha bisogno ed è più svantaggiata accetta l'aiuto o accetta che qualcuno entri nella loro famiglia per sistemare o cercare insomma di vedere qualcosa. Quindi insomma ci sono ovviamente varie e più svariate casistiche da osservare, insomma, ecco, da attenzionare. Certo è, come dicevo, che il senso di comunità deve aumentare proprio per questo, perché laddove il sindaco piuttosto che il servizio sociale non arriva o non conosce, magari viene avvisato da quello che è il vicino
vicino piuttosto che il conoscente o il parente che non abita lì ma abita ovviamente altrove. Situazioni di questo tipo ce ne sono, altre anche noi le scopriamo così casualmente proprio perché arriva in ospedale, magari l'ospedale ci avvisa ma prima non conoscevamo quella situazione. Per quanto riguarda anche lì le baby gang, anche lì ci deve essere appunto sempre la comunità e la collaborazione tra i vari cittadini nell'avvisare se c'è una qualche situazione di giovane un po' più sbandato, un po' più vivace rispetto agli altri e cercare appunto di avvicinarli, cercare di capire quale disagio stanno vivendo, ma come dico sempre dobbiamo anche noi comuni piccoli dare loro degli spazi. Oggi mancano gli spazi per i giovani, spazi liberi, perché abbiamo le società sportive, abbiamo le associazioni dove oggi i giovani fanno un po' fatica ad entrare, perché quello che io dico sempre e insomma con i giovani che parlo dico sempre, cerco sempre di invitarli a far parte della vita, quella che è la vita comunale, quindi aderire alle manifestazioni, alle feste, agli eventi, partecipare in maniera anche inizialmente passiva ma poi entrare anche in maniera attiva come attori, come protagonisti, entrare nelle associazioni anche di volontariato, perché è una crescita importante oggi per i nostri giovani capire quale valore ha nella propria persona, nella propria personalità l'essere parte di un'associazione che aiuta i disabili piuttosto che gli anziani, e noi nel comune ne abbiamo un'associazione, La Fonte, che aiuta gli anziani, quindi per 3-4 volte a settimana i pomeriggi si trovano, come diceva prima lei, ed è importante quegli incontri perché a loro piace, perché loro giocano alle carte, che era il loro gioco di quando era giovane, esatto, la tombola, piuttosto che i canti che appunto ricordano un po' i loro tempi giovanili, quindi sono dei momenti davvero importanti e lì sarebbe altrettanto importante che i giovani entrassero e capissero, perché saremo tutti un giorno anziani e avremo bisogno di queste situazioni qua e di chi ci aiuta, perché io dico sempre oggi che non ne abbiamo bisogno non ci sembra una cosa importante, ma ricordiamoci che se il cielo vorrà e diventiamo vecchi, anziani, di questo abbiamo bisogno. Allora, visto che abbiamo parlato di spazi, non abbiamo spazi, andiamo a vedere questi bambini nella fontana ad Arsego. Andiamo a vedere. Padova. Ugelli danneggiati, così come le luci a LED e i collegamenti elettrici. Sono ingenti i danni causati alla fontana della piazza Don Bruno Cremonese ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche da un gruppo di bambini lasciati sguazzare venerdì della scorsa settimana all'interno come se fossero in una piscina. Ecco il racconto del sindaco Daniele Canella al Consiglio Comunale. Abbiamo visionato le telecamere e purtroppo abbiamo preso con i nostri occhi che vi erano diversi bambini in età scolare all'interno della fontana che giocavano con 2 palloni, se non erro, dentro appunto la vasca della fontana di fronte agli occhi dei genitori che anche riprendevano, facevano video a questo momento. I danni sono stati calcolati in circa 3.000 euro che il comune non intende pagare, ma poteva finire peggio perché i bambini sono stati lasciati in una fontana illuminata dove l'acqua può venire a contatto con l'elettricità. Gli stessi ugelli sono di ferro e quindi pericolosi, senza contare la presenza di pastiglie di cloro potenzialmente tossiche. Una serie di leggerezze da parte degli adulti che hanno dato un segno evidente di inciviltà a cui adesso la comunità di San Giorgio delle Pertiche, per voce del sindaco, chiede di rimediare. Coglierei questo spazio sia per tramite dei signori consiglieri assessori, sia per tramite del pubblico che ci segue in sala e da casa, per invitare i genitori di questi bambini, oltre a essere più prudenti, anche magari a farsi vivi con le autorità comunali per cercare insomma di rimediare in bonis a questo cospicuo danno che è stato arrecato al patrimonio pubblico. Nel frattempo, da parte degli agenti della Federazione del Campo Sampierese è già iniziata l'analisi delle telecamere di videosorveglianza che puntano direttamente sulla fontana. Ma capite che dopo, perché i bambini crescono culturalmente in maniera incredibilmente aggressiva? Perché con questi genitori come cresci? Prego sindaco, come commenta questo servizio che è da attenzionare?
Sì, penso che l'età oggi dei genitori, quindi insomma 30-50 anni, siano un po' gli artefici, no, del mondo, quindi quello che dicevamo, mancanza di attenzione per gli anziani e oggi anche la mancanza di attenzione per i ragazzi e quindi un'educazione da dare loro. Il mestiere del genitore è sicuramente il mestiere più difficile e oggi in modo particolare, dove le famiglie sono sempre più sole, dove le famiglie sono sempre più occupate a lavorare, perché ovviamente c'è la necessità di portare a casa i soldi per poter poi mantenere la famiglia stessa e i costi che questa richiede, e quindi magari i ragazzi sono lasciati alle istituzioni, quindi ai doposcuola eccetera, poi alle società sportive e poi ovviamente magari quelli che appunto non entrano nel fare lo sport, così un po' nel girovagare per i comuni, e se non trovano qualcosa da passare il tempo è ovvio che si buttano anche a queste marachelle, a questi atti appunto piuttosto vandalici che molto spesso ovviamente comportano anche poi delle spese di ripristino importanti per un comune che, ripeto, oggi insomma ha i soldi contati. Anche lì dicevo appunto che sicuramente laddove la famiglia manca l'istituzione deve cercare di dare un'educazione a questi ragazzi e quindi non per tornare e sottolineare sempre, ma dobbiamo cercare per loro degli spazi, delle attività e delle occupazioni. Questo secondo me collaborare con le associazioni di volontariato. Farli sentire che non sono grandi perché hanno rotto, hanno spaccato, ma sono grandi perché fanno un qualcosa e hanno delle potenzialità, perché ciascuno abbiamo delle potenzialità. Dobbiamo solo cercare di portarle fuori, di far loro vedere quanto sono importanti e grandi nella società. Grazie a Maurina Sessolo, grazie sindaco di grazie Fontanelle, primo mandato civica, grazie tantissimo, e adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Carote con zucchine. Un'alimentazione ricca di grassi, il lavoro davanti al computer o con luce artificiale, l'inquinamento, il fumo di sigarette ed altri fattori contribuiscono a provocare un aumentato bisogno di vitamina A e beta-carotene. Lo stesso discorso vale per le persone che passano molto tempo davanti al televisore. La carota contiene tantissimo beta-carotene, che poi si trasforma in vitamina A. Le carote fanno bene alla vista. Ingredienti per 4 persone: 4 carote, 2 zucchine, un finocchio, un cuore di sedano bianco, 4 cucchiai di mais precotto, 2 acciughe sott'olio, il succo di un limone, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale, pepe. Tagliate a listarelle le carote e le zucchine precedentemente lavate e pulite. Riducete a fettine il finocchio. Private il mais della sua acqua. Tagliate il sedano a pezzetti. Raccogliete tutte le verdure in una insalatiera. Temperate i filetti di acciuga con i rebbi di una forchetta nel succo di limone e incorporate qualche cucchiaio di olio.
salate e pepate l'insalata. Irroratela con la salsina. Mescolate e servite. E buon appetito!